Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti alla seconda edizione di Spark, il workshop dedicato ai servizi educativi dei musei e delle istituzioni culturali. Oggi condivideremo assieme esperienze di coprogettazione che mettono al centro le persone, che promuovono la partecipazione e sostengono l'accessibilità e la sostenibilità. Siamo molto felici di svolgere questa giornata in questo museo carezzonico perché è una sede completamente accessibile e anche questo evento sarà un po' più accessibile rispetto alla prima edizione dell'anno scorso perché avremo il servizio di interpretariato LIS che sarà attivo per tutta la giornata e inoltre l'evento verrà registrato, quindi sarà poi fruibile a tutti in futuro. Questa edizione rende Spark un appuntamento dal sapore internazionale perché abbiamo qui con noi oggi la nostra keynote speaker, Catherine Rittman-Smith. Grazie Catherine, Head of Learning and Engagement del Young V&A. È veramente un piacere averti qui e spero sia l'inizio di future collaborazioni. Desidero infine ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questo evento, tutto lo staff di Move Education, l'ufficio stampa, l'ufficio comunicazione, l'ufficio eventi, l'ufficio sicurezza che hanno lavorato in piena sinergia con il nostro dipartimento. Voglio ringraziare Explora, il Museo dei Bambini di Roma, a cui passerò fra poco la parola, che è ideatore di questo format dinamico e coinvolgente. E tra poco appunto passerò la parola a lei per un saluto. Mi piacerebbe che questa edizione veneziana magari potesse diventare biennale. Come l'anno scorso lancio un'altra scintilla, vediamo se ci possa essere insomma un po' di sviluppi da questa collaborazione. Ringrazio ICOM Triveneto per la collaborazione, ringrazio ICOM Italia e il Ministero della Cultura per aver concesso il patrocinio. Ringrazio infine tutti i relatori e le relatrici che sono qui presenti che condivideranno le loro best practice. Passo la parola ad Alessandra Arcella di Explora. Buongiorno a tutte e a tutti. Intanto ringrazio anch'io vedervi qui. Quest'anno è la seconda edizione di Spark, abbiamo avuto tantissimi contributi arrivati e tantissime proposte. Abbiamo realizzato insieme al Move un'agenda che è veramente molto serrata, motivo per il quale non ci dilungheremo pertanto in questi ringraziamenti. Ma anche è stato per noi molto piacevole, molto bello vedere che appunto c'era questa esigenza di condividere, di partecipare. E quindi questo grandissimo numero di interventi, abbiamo cercato appunto con questo grandissimo numero di interventi di realizzare un'agenda che è divisa oggi in interventi che verranno fatti in diverse sessioni, ma anche dei tavoli dimostrativi. Ovviamente Spark, come ha detto già Cristina, è una scintilla che è nata l'anno scorso con il Museo dei Bambini e che grazie al Move, e dobbiamo ringraziare proprio tutti, tutta la Fondazione dei Musei Civici di Venezia, è riuscita a prendere vita anche in questa seconda edizione. È un'occasione Spark di condivisione e se siamo tutti qui è appunto perché questa necessità in qualche modo la sentiamo. Veniamo da tantissimi mondi diversi, istituzioni, musei, ma sicuramente quello che ci accomuna è il fatto di voler condividere delle pratiche, condividere delle idee, condividere dei progetti. Dato l'alto numero dei contributi arrivati, abbiamo deciso quest'anno di creare anche un Book of Abstract del 2025, a cui è possibile ovviamente ancora partecipare, quindi fateci sapere se volete esserne parte. C'è anche un Book of Abstract della passata edizione che troverete in versione cartacea e anche nelle cartelline in un segnalibro con il QR, quindi è una versione download.
E che dirvi, ringrazio nuovamente tutto il MUVE per questa coorganizzazione, questa partecipazione, questa voglia anche di ospitare Spark. Ringrazio la dottoressa Cristina Gazzola che era stata, diciamo, colei che lo scorso anno questa scintilla diciamo, l'ha presa e ha dato vita a questa meravigliosa edizione. Grazie a tutti e a tutti. Ripasserei la parola a Cristina. Grazie. Chiamerei Mattia Agnetti, segretario organizzativo della Fondazione Musei Civici di Venezia. Buongiorno a tutti, grazie Cristina. Solo 2 parole per portare i saluti della Fondazione, in particolare della nostra Presidente Maria Cristina Gribaudi, e per esprimere l'interesse e l'importanza che le attività e le progettualità che ruotano attorno al mondo delle attività educative in senso lato rappresentano per Fondazione Musei Civici. L'impegno che ci siamo assunti in questi ultimi anni è stato sempre crescente dal punto di vista della progettualità, dal punto di vista delle risorse che Fondazione ha messo a disposizione delle attività educative, dal punto di vista della spinta alla creazione dei partenariati nazionali e locali con il mondo dell'associazionismo, con altre istituzioni locali che operano sul territorio e che vedono nella progettualità del nostro ufficio in primis un punto di rilevanza. Siamo tutti operatori del settore museali, quindi ci accomuna, abbiamo una comunanza molto rilevante. Prima è stato ringraziato l'International Council of Museums nella dimensione del Triveneto e nazionale. Tutti noi siamo, come dire, professionisti del settore e quindi capiamo la rilevanza e la responsabilità che come musei abbiamo nel progettare e erogare questo tipo di attività sul territorio. Farlo per i pubblici più diversi. Nel tempo ovviamente, così un po' come i musei, anche le attività educative hanno subito un'evoluzione o si sono evolute, si sono ampliate rispetto ai target di pubblici, hanno sviluppato nuove strumentazioni, nuovi media per comunicare con i pubblici, hanno sperimentato, ahimè, durante il periodo della pandemia anche una nuova modalità di interazione con il pubblico che non è più solo quella che a mio parere deve continuare a rimanere ed essere la più rilevante on site con i pubblici che visitano i nostri musei, che lavorano con i nostri musei, ma anche quella diciamo a distanza ed online, che comunque è complementare al lavoro che facciamo abitualmente. Sto andando verso la conclusione, ma mi preme una cosa. Questi 2 eventi che sono stati organizzati lo scorso anno e quest'anno sono molto importanti perché mettono insieme non solo professionisti da tutta Italia e in alcuni casi anche dall'estero, ma mettono insieme le istituzioni museali. E io credo che sia importante che come gruppo di lavoro voi ragioniate sulla possibilità di costituire una rete di musei e di servizi all'interno dei musei e quindi una rete che sia non solo di operatori ma anche che sia di istituzioni, una rete tematica. E potrebbe essere che questo evento Spark nella sua seconda edizione sia da base per una riflessione vostra e che poi nelle prossime edizioni che noi come Fondazione Musei Civici di Venezia comunque ci rendiamo disponibili, se non subito nelle prossime edizioni ad ospitare, possa essere una base per formalizzare questa rete. Ma questa è una mia riflessione, forse ne ho parlato un po' con loro, ma io credo che come dire, la collaborazione, lo scambio di buone pratiche, di informazioni, di errori che tutti noi facciamo abitualmente sia fondamentale per crescere. E un ultimo pensiero è per l'internazionalizzazione. Questa è un'attività che non è solo ovviamente italiana, è mondiale e quindi forse si può,
come dire, essere ambiziosi e pensare anche in chiave europea, quantomeno, a creare dei contatti con reti analoghe presenti in altri paesi europei e in Gran Bretagna, ovviamente, dove la nostra Catherine opera e risiede. Grazie a tutti e buon lavoro e buona giornata. Ringrazio Mattia Agnetti, quindi direi che possiamo iniziare. Un'ultima informazione tecnica: al desk di registrazione vi è stato consegnato un kit, all'interno trovate il programma con l'ordine degli interventi. Trovate anche un QR code per porre delle domande al termine di ogni sessione. Non solo domande, se avete piacere anche di condividere riflessioni o pensieri rispetto alle best practice che avete sentito. Alle 11:30 sarete nostri ospiti al piano terra del museo per un coffee break e qualche golosità, mentre dalle 13 alle ore 14 è prevista la pausa pranzo libera fuori dal museo, quindi vi riaspettiamo intorno alle 13:50, 13:55 massimo, per poi partire puntualissimi alle ore 14 con la sessione pomeridiana. Ultima informazione, è attivo già il live posting di questo evento sui canali social di Move Education e di Explora, quindi se avete piacere taggateci con l'hashtag Spark2025. Allora invito ora la nostra keynote speaker Catherine Rittman-Smith del Young V&A, che porterà un intervento che si intitola Co-Creating a Museum with the Young, Methods for Learning and Shaping a Museum Together. Grazie, Catherine. Hello, everybody. Apologies that I have no Italian. I'm cursed being British and we only speak English, really. But it's so wonderful to be here. Heartfelt thanks, Christina, for being such a kind host, and to the organisers of today's event. Thank you so much for the invitation. To be part of a Spark, joining a community of educators and experts who want to share ideas, practices and insights. I'm an educator and I love learning. Prima di tutto, buongiorno, mi dispiace tanto, ho questa maledizione di essere britannica e di saper parlare solo inglese e di non parlare italiano. È una grande gioia per me essere qui con voi e ringrazio Cristina e la Fondazione Musei Civici di Venezia per aver organizzato questo evento. È importante per noi far parte di questa scintilla, di questo progetto Spark, che raccoglie esperti e gente che si occupa di attività museale per condividere le nostre esperienze. I'm an educator and I love to learn, and so it's wonderful to have an opportunity to learn from you all today. Sono un'educatrice, amo apprendere ed è straordinario avere l'opportunità di apprendere oggi da voi. I'm going to talk about Young V&A, which is our children's museum in the east of London. It's a place which is all about learning, about sparking curiosity, so I hope it's a welcome story to tell you today. Vi parlerò oggi del Young V&A, che è un museo per i bambini nella parte orientale di Londra, nell'East London. È un luogo di apprendimento e di curiosità e spero di stimolarvi ad avere interesse appunto per questa nostra attività. Like the museums here in Venice, Young V&A is part of a family of museums spread across London and across England as well. So I'm going to contextualize that for you. Come il museo qui il Museo di Venezia, anche lo Young V&A fa parte di una famiglia di musei che si trovano a Londra. So Young V&A is part of a family of museums. Our most famous museum, maybe a show of hands. Has anybody been to the V&A Museum in London? Il museo più famoso di questa famiglia è il Victoria and Albert Museum. Qualcuno di voi c'è stato? Se volete alzare la mano, se qualcuno c'è stato. Okay. A few people.
Well, thank you for visiting. Our museum is in the west of London and was founded by Prince Albert after the Great Exhibition in 1851 to showcase art and design and to be an educational resource for makers and artisans. Il Victorian Albert è stato istituito, è stato creato dal principe Alberto dopo la grande esposizione del 1851 per mostrare arte e design e per essere una risorsa educativa per produttori e artigiani. West London is an area of wealth and tourism, maybe a bit like Venice, less beautiful. Some of the most beautiful parts of London are in the west and include our incredible museum with 7 miles of corridors and galleries. It's a most wonderful collection from all around the world showcasing art and design. La parte occidentale di Londra, West London, è una zona ricca e turistica, non come Venezia, ma sicuramente turistica, e alcune delle parti più belle di Londra si trovano proprio in questa zona e il nostro museo è lì con i suoi immensi corridoi, 7 miglia di corridoi, 3,5 km di corridoi ed alcune delle collezioni di arte e design più belle al mondo. East London, where I work, is different. Over hundreds of years, it's been an area of change, conflict, political activism, poverty, immigration, and it connects to some huge moments in the history of the world. East London, invece, dove lavoro, è completamente diversa. Nel corso di centinaia di anni è stata una zona di cambiamento, di conflitto, di attivismo politico e di povertà, con una storia di immigrazione che la collega a tanti momenti della storia mondiale. Today, it has one of the youngest populations in the country, the highest level of child poverty in England, and it is the most densely populated part of the UK, a space where families do not have enough space to live together. Ha una delle popolazioni più giovani del paese, il più alto livello di povertà infantile in Inghilterra ed è la parte più densamente popolata del Regno Unito. È una parte della città dove non sempre le famiglie hanno spazio sufficiente per vivere. But it's an exciting and vibrant, complex place to live and work. And we've focused on children in this area because we believe our museum can make a positive contribution to the lives of children and their families. And because evidence, research in early years education shows that a good start in life, including access to quality culture, can make a huge difference to your future. Ciò nonostante è un luogo eccitante, vibrante, complesso in cui vivere e lavorare. Ci siamo concentrati sui bambini in questo settore perché crediamo che il nostro museo possa dare un contributo positivo alla vita dei bambini e delle loro famiglie e perché ci sono chiare prove che un buon inizio nella vita, compreso accesso a una cultura di qualità, può davvero fare la differenza per il futuro di un bambino. Not far from Young V&A, it's still in East London, is our recently opened V&A East Storehouse, which houses a collection of millions of incredible objects. There's been a lot in the news about it, and we will be opening a new museum in this neighbourhood as well, targeting young people from age 16 to 25. Non lontano dallo Young V&A, sempre nella zona di East London, si trova il Victorian Albert East Storehouse, che è un magazzino di recente inaugurato con milioni di oggetti che vengono esposti e la prossima primavera inaugureremo anche il Victorian Albert East Museum dedicato ai giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni per dare loro la possibilità di accedere alla cultura. So Young V&A sits between these sites, between the more traditional
formal museum in West London, and our new radical space for 16 to 25-year-olds. Young V&A thinks about children in their formative years, from birth up to the age of 14. Considering families and schools, it aims to lay foundations for a positive and lifelong relationship with museums. Quindi il Young Victoria and Albert si colloca a metà tra questi due musei, tra il museo più tradizionale di West London a questo spazio radicale per i giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni. Il Young Victoria and Albert è mirato per i bambini nei loro anni formativi, dalla nascita ai 14 anni, considerando le esperienze delle famiglie e delle scuole, e l'obiettivo è gettare le basi di un rapporto positivo di apprendimento permanente con i musei. This is a story about inclusion. What if we make better spaces for the young, for diverse families, and consider their needs and their rights right from the beginning rather than as an afterthought? È uno spazio quindi dedicato all'inclusione, ai bambini, alle loro famiglie, a chi ha bisogni diversi, a chi è portatore di diversità, e abbiamo cercato di capire come rispondere al meglio alle loro esigenze. And here it is, Young V&A. It was East London's first public museum, and it has evolved with its audiences for over 150 years. Ed eccolo qui, questo è lo Young Victoria and Albert, è stato il primo museo pubblico dell'East London e si è evoluto con il suo pubblico nel corso di 150 anni. In 2023, the museum completed a dramatic renovation, moving away from its focus on social history and the history of childhood to become a museum of creativity made with and for children and young people. Not about childhood, but for children, made with young audiences. Nel 2023 il museo ha subito una radicale ristrutturazione, passando da essere un museo sulla storia sociale dell'infanzia a un museo della creatività realizzato con e per bambini e ragazzi. Quindi non un museo sull'infanzia, ma per i bambini. This involved collaboration, new thinking from our teams, and a new approach to our collections and our learning programs. E questo ha comportato collaborazione, nuove idee da parte dei nostri team e un nuovo approccio alle collezioni e ai programmi di apprendimento. The journey of collaboration was not straightforward. We had to work in a new way, bringing together departments from across the museum to make something different. So, we had many arguments on the way. But the reward of that work was a child-centred new museum that has had record numbers of visitors and won the Art Fund Prize Museum of the Year 2024, the biggest museum prize in the world. E questo percorso di collaborazione non è stato sempre semplice, ci sono state tante discussioni all'interno del nostro team durante il percorso, ma il risultato è stato una grande soddisfazione, un museo centrato sul bambino che ha fatto collaborare tutti i nostri dipartimenti con un record di visitatori, un museo che ha vinto l'Art Fund Museum of the Year per il 2024, il più grande premio museale al mondo. And all through this, the voices, perspectives and needs of diverse children and young people have been at the heart. This is some feedback from one of the children visiting. May the museum be open for a long time, as I like to come every week. E in tutto questo le voci, le prospettive, i bisogni dei bambini e dei giovani diversi sono stati al centro, e quello che vedete è un messaggio lasciato da un bambino che ha visitato il museo, che ha detto possa questo museo restare aperto per tanto tempo. So I'm going to share some of the journey
and how our new vision and new ways of working have transformed our understanding of what a museum can be in a complex community. E quindi condividerò con voi un po' del nostro viaggio e di come una nuova visione e nuovi modi di lavorare abbiano trasformato la nostra comprensione di ciò che un museo può essere in una comunità complessa. Our vision and aims. La nostra visione e i nostri obiettivi. The aims of Young V&A are to inspire children and young people through engagement with our collections, empower educators to drive forward creative education. And when we talk about educators, we think more broadly than just teachers and academics. We also work with play workers, parents and other supporters who have a role in educating future generations. Tra gli obiettivi del Young V&A abbiamo principalmente ispirare i bambini e i giovani attraverso l'interazione con le collezioni e i temi relativi all'arte, al design e alla performance, ma anche consentire agli educatori di portare avanti l'educazione creativa. E quando parlo di educatori penso in modo non soltanto agli insegnanti e agli accademici, ma lavoriamo anche con operatori del gioco, genitori e altri sostenitori che hanno un ruolo nell'educare le generazioni future. We want to connect children and young people with designers, innovators, and each other. The museum is fundamentally a social space that can bring people together. We consider it a key part of our role to help people find like minds, like today, building communities of practice and influence. Cerchiamo di mettere in contatto bambini e giovani con designer, con innovatori, ma anche tra di loro. Il museo è fondamentalmente uno spazio sociale e può unire le persone e riteniamo che questo sia una parte fondamentale del nostro ruolo, aiutare le persone a trovare menti simili, idee simili, costruire comunità di pratica, proprio come stiamo facendo oggi, e essere degli influencer, fare dell'influenza. So we want to influence our sector by building creative confidence through inclusive museum practice. Vogliamo influenzare il nostro settore costruendo fiducia creativa attraverso una pratica museale inclusiva. This makes me skip for joy. E questa è una cosa che mi fa saltare di gioia quando ci penso. So what's in our museum? We have 3 free permanent galleries exploring different dimensions of creativity. Cosa c'è nel nostro museo? Abbiamo 3 gallerie permanenti gratuite che esplorano le dimensioni della creatività. The Play Gallery spans for children from birth up to the age of 14, using our understanding of child development, the way we know all children love to learn and explore the world creatively. Abbiamo la prima, la Play Gallery, che abbraccia i bambini dalla nascita ai 14 anni, utilizzando la nostra conoscenza dello sviluppo del bambino e del modo in cui sappiamo tutti i bambini imparino ad esplorare il mondo in modo creativo. We have the Imagine Gallery, a space that explores stories and narratives, the things that we build in our minds through play and performance, and in the world around us through the application of art and design. Abbiamo poi la galleria Imagine, una galleria che esplora le storie e le narrazioni che costruiamo nella nostra mente attraverso il gioco e la performance e nel mondo che ci circonda attraverso arte e design. And then we have a design gallery for our oldest children, aged 11 to 14. As Italians, you'll understand good design. And for us, understanding good design is a way of understanding the world around us. E poi abbiamo la galleria del design, voi italiani conoscete il design molto bene, è mirata ai bambini tra gli 11 e i 14 anni, dove abbiamo applicazione di gioco e immaginazione e soprattutto un'applicazione concreta del design. Our audiences.
So our museum is for Gen Alpha, Generation Alpha, children born since 2010. And we looked for many sources of evidence and expertise to inform our understanding because, sadly, I'm not that young anymore. Abbiamo mirato il nostro museo anche per la generazione alfa, per i ragazzi nati dal 2010 e ci sono servite tante fonti diverse, tante conferme di quello che stavamo facendo perché io non sono più così giovane. We asked experts to ask children that didn't know us or our museum what they wanted. And I have bad news for you. 44% of the children our researchers spoke to thought that museums were boring and had little interest to them. Abbiamo incaricato degli esperti di chiedere ai bambini e ai ragazzi che ancora non ci conoscevano cosa volessero da un museo. E brutte notizie sono che circa il 44% dei bambini con cui hanno parlato i nostri ricercatori ritenevano che i musei fossero noiosi, che avessero poche cose interessanti per loro. Our researchers asked children what was important to them, and the 5 characteristics you can see on the screen emerged. Over half of the children we surveyed could make money from a career, from a hobby or a talent. 20% of them making money from things that they are making. Gen Alpha put their creativity to practical and economical use. E quindi i nostri ricercatori hanno chiesto ai bambini e ai ragazzi cosa fosse importante per loro e sono emerse 5 cose fondamentali. La metà dei giovani intervistati pensava a poter far soldi, a farsi una carriera con il proprio hobby o con la propria capacità particolare e una minoranza significativa, il 20%, già stava guadagnando dalla propria capacità, dai propri hobby. Questa generazione alfa vuole mettere in pratica e a frutto la propria creatività. 3/4 of participants in the research said they think it's important to speak out about causes they believe in. And both parents and children expected us to represent cultural diversity in our exhibits. So, big indicators about the importance of inclusion. 3/4 dei partecipanti alla ricerca hanno dichiarato di ritenere importante parlare delle cause in cui credono e sia i genitori che i bambini si aspettano che noi rappresentiamo la diversità culturale nelle nostre mostre, quindi una grande spinta verso l'inclusione. Despite fears about the time that children spend on screens, handmaking and crafting are also popular with the young, and then an overwhelming percentage, 75% of participants said they were confident using the internet and were often ahead of their parents in this. Nonostante i nostri timori per il tempo che bambini e ragazzi trascorrono davanti a uno schermo, anche arte e artigianato sono risultati essere importanti per i giovani. Una percentuale schiacciante dei partecipanti al sondaggio è capace di usare internet spesso molto meglio dei propri genitori, quindi sono molto più avanti in questo settore. All of this has helped us think about meeting the expectations of the children who will be visiting us, perhaps challenging some of our adult perspectives on what the interests of the young are. E tutto questo ci ha aiutato a pensare, a soddisfare le aspettative dei bambini che verranno a trovarci, magari mettendo in discussione alcune delle prospettive da adulti che abbiamo su ciò che sia effettivamente di interesse per i giovani. And we've opened our museum and we've won some prizes. And just when we thought we understood Gen Alpha, Gen Beta has arrived as of January. E proprio quando pensavamo di essere arrivati a capire che cosa interessa alla generazione alfa, ecco qua la generazione beta. Gen Beta is defined as children born between 2025 and 2039. If Gen Alpha were the first to grow up in a world full of smartphones and social media,
Gen Beta will be the first to experience AI in daily life. La generazione beta è definita come i bambini che nasceranno, sono nati dal 2025 al 2039. E se la generazione alfa è stata la prima a crescere completamente in un mondo di smartphone e di social media, la generazione beta sarà la prima a sperimentare l'intelligenza artificiale nella vita quotidiana. It's a lesson that you can never stop asking. Something will always change in the world around us, and we need to stay connected to our developing audiences. Le cose nel mondo cambiano in continuazione e per noi è fondamentale restare connessi al pubblico che ci segue. We have recalibrated our priorities to consider the rights of the young to access our collections, our buildings, and their creative education. We work with partners to understand ways our collections might meet the needs of communities, adding something distinctive and impactful to the landscape. Abbiamo cercato di concentrarsi sul diritto di accesso all'educazione creativa che noi proponiamo, lavorando a stretto contatto con i nostri partner per capire in che modo le nostre collezioni e le nostre competenze possano soddisfare le esigenze reali della comunità, aggiungendo qualcosa di distintivo e di impatto. So Young V&A has been developed with and for children and young people. It's informed by child development research, creative pedagogies, and we know that young visitors learn best when they are doing. So Young V&A is a learning and a seeing and a doing museum. Quindi Young V&A è stato sviluppato con, per i bambini e i giovani, influenzati dalla ricerca sullo sviluppo infantile e dalle pedagogie creative. Sappiamo, ci rendiamo conto che i giovani visitatori imparano meglio quando lo fanno e quindi il Young V&A è un museo che impara, vede e fa. Children told us they wanted to see themselves reflected in the museum. So that's how we approached our collaborative working. I bambini ci hanno detto che volevano vedersi riflessi nel museo ed è così che ci siamo avvicinati al cooperative working, al co-working. We look for multiple ways to hear diverse young voices. This includes consultation, co-design, co-creation and co-curation. Cerchiamo modi diversi per ascoltare voci giovani e diverse e questo ha portato con sé la consultazione, la coprogettazione, co-creazione e co-curatela. So some quick examples before I finish. Co-design involved working with designers and collaborating on the physical development of the museum space. Alcuni esempi, quindi la coprogettazione ha comportato la collaborazione con i designer e la progettazione fisica degli spazi del museo. Co-creation offered opportunities to work with artists and designers to make new exhibits for the museum's permanent galleries. La co-creazione ha offerto l'opportunità di lavorare con artisti e designer per realizzare nuove mostre per le gallerie permanenti del museo. Crowdsourcing invited mass contributions from our communities, such as this project with photographer Rehan Jamil, who invited us, local children, to share how they wanted to be represented as creatives. C'è stato un crowdsourcing importante che ha invitato la comunità a contribuire in massa, come è stato con questo progetto del fotografo Rehan Jamil, che ha invitato i bambini a condividere con lui come volevano essere rappresentati come creativi. And co-curation involved collaboration with our curatorial teams to explore and agree approaches for object selection and presentation of display.
e la co-curatela ha comportato la collaborazione con il nostro team curatoriale per esplorare e concordare degli approcci per selezionare e presentare oggetti nelle mostre. What did we learn? Our audience is 0 to 14, but our main audience is under 7. So tweens and teens, 10 to 14-year-olds, had to be targeted, and we had to work with them to get their feedback. They told us they wanted the experience to be as playful as for the little kids, but they often felt pushed out. So we have set up teen takeovers where they can have some time for themselves to enjoy the museum and to create together. Il nostro pubblico va dagli 0 ai 14 anni, ma la maggior parte dei visitatori è di bambini sotto i 7 anni. Per lavorare con preadolescenti e adolescenti, bambini quindi compresi tra i 10 e i 14 anni, il lavoro deve essere mirato e il feedback che abbiamo avuto è che anche loro desidererebbero avere un approccio più giocoso come quello che si riserva ai bambini più piccoli, ed è questo che abbiamo cercato di fare. Shared cultural experiences support everyone to learn, not just the kids. Performances, storytelling, and experiences that bring people together, engage intergenerational groups, help us at a time when division is growing. Le esperienze culturali condivise supportano tutti nell'apprendimento, non solo i bambini, e performance e la narrazione, ad esempio, offrono esperienze che uniscono le comunità e coinvolgono gruppi intergenerazionali in un momento in cui crescono le divisioni. Inclusion offers disabled learners and children with special educational needs a chance to show us new ways to explore creativity that benefits everyone. We did a festival in a public space in the museum to give young participants a sense of being heard and seen and valued. And the feedback from general visitors was incredible. They too were inspired and empowered. I giovani ci insegnano nuovi modi per esplorare la creatività, ed è questo che è fondamentale per noi, e per farlo abbiamo organizzato un festival che si è svolto negli spazi pubblici del museo e che ha dato ai giovani partecipanti la sensazione di essere visti, ascoltati e apprezzati, e il feedback è stato straordinario. And co-working, including co-curation and co-design, has taken time to be embedded into our business as usual way of working. We're still finding sustainable ways to work collaboratively with young audiences, but are so rewarded when we do. La collaborazione, il co-working, la co-curatela, tutto questo ha richiesto un grande sforzo da noi, da parte nostra, ma ci ha dato un feedback positivissimo e il nostro sforzo in questo senso continuerà sicuramente. So we keep learning and co-creating with audiences from birth to 14, and ultimately, we hope that our museum is a place where young visitors can make their mark. Quindi il co-learning, il co-apprendimento e il co-working per noi è fondamentale dagli 0 ai 14 anni e continua, e speriamo con questo sforzo che stiamo facendo di far sì che il nostro museo diventi un luogo in cui i giovani e i bambini possano lasciare davvero il segno. I have some references, Qui ci sono delle fonti. but thank you. Grazie. Thank you. Grazie Catherine per aver condiviso approcci e metodologie, e ora tocca a me. Chiedo se potete caricare la slide e metto anche il timer. Grazie.
Allora, l'esperienza che vado a condividervi per Fondazione Musei Civici di Venezia è Venezia, conosciamo la città, esperienze di cittadinanza culturale nelle carceri veneziane. 2 parole prima sul Dipartimento dei Servizi Educativi. Move Education progetta e coordina le attività per i musei di Fondazione Musei Civici e le attività sono progettate a monte con criteri di massima accessibilità e secondo gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Lo dico perché poniamo al centro del nostro lavoro e della nostra mission il diritto a tutti e a tutte di poter vivere e sperimentare i nostri musei. Andando in dettaglio su questa esperienza, la rete di progetto è composta dal nostro Dipartimento dei Servizi Educativi, dallo staff educativo di 2 carceri, la Casa di Reclusione Femminile Venezia Giudecca, che è ubicata proprio nell'isola della Giudecca, e la Casa Circondariale Maschile Santa Maria Maggiore, che si trova non troppo lontano da Piazzale Roma. Nella rete di progetto fanno parte anche i docenti del CPA di Venezia, che sono appunto docenti del Centro Provinciale Istruzione Adulti, che prestano servizio nei 2 penitenziari e naturalmente fanno parte della rete di progetto detenuti e detenute. Gli obiettivi generali di questa esperienza sono di promuovere il dialogo interculturale e la coesione sociale, rendere accessibili i luoghi e collezioni dei nostri musei anche a tutte quelle persone che fisicamente non ci possono venire a visitare, promuovere attività artistiche manuali e creative, incoraggiare la partecipazione creativa ed espressiva, ma soprattutto alimentare la speranza di un futuro migliore. Andando poi sugli obiettivi specifici, l'intento di questa esperienza era di far conoscere la città di Venezia e i suoi luoghi simbolo, migliorare le competenze linguistiche. Sappiamo tutti noi che ci occupiamo di educazione al patrimonio come i musei e le nostre collezioni siano uno straordinario strumento per poter migliorare o anche imparare una nuova lingua, ma soprattutto per favorire lo scambio culturale. Infine, ultimo obiettivo era quello anche di trasmettere un know-how, una piccola competenza che potesse essere acquisita, una competenza manuale e creativa che potesse poi essere sviluppata ed eseguita in maniera autonoma nel carcere. I detenuti e le detenute sono persone adulte con età diverse, background linguistiche e culturali diverse, naturalmente provengono da vari paesi del mondo. Queste persone sono divise in 2 gruppi e frequentano alcuni una classe di alfabetizzazione della lingua italiana e ci sono anche tantissimi italiani analfabeti che frequentano questo corso. E poi c'è una classe un po' più avanzata che frequenta le lezioni di italiano per conseguire l'esame di licenza media. Lo dico per gli ospiti qui presenti oggi che provengono dall'estero, che per la scuola obbligatoria del nostro Stato italiano, la scuola secondaria di primo grado dura 3 anni e prevede un esame finale, appunto un esame di Stato. Gli incontri si sono svolti e si svolgono tuttora, perché stiamo parlando di una progettualità che è attiva dal 2022, direttamente nelle carceri e sono 2 incontri. Un primo incontro che mira a far conoscere la città di Venezia e il suo ricco patrimonio culturale con dei piccoli approfondimenti, dei focus proposti direttamente dai detenuti e dalle detenute. Un secondo incontro invece è un'attività più pratica e laboratoriale, è un'esperienza prettamente creativa che però è sempre collegata a uno dei nostri musei e alle collezioni. La fase di preprogettazione ha previsto la raccolta di informazioni relative all'organizzazione della vita carceraria, naturalmente dei detenuti e delle detenute. Assieme abbiamo individuato obiettivi generali e specifici di questa esperienza. Nella parte di progettazione, come vedete, c'è stata una ricerca storico-artistica documentaria relativa agli argomenti scelti dai detenuti e dalle detenute. In più abbiamo preparato i materiali per lo svolgimento di queste attività che hanno dovuto tenere conto dei limiti imposti dalla sicurezza. Tanto questa lista di limiti era infinita, ne cito solo qualcuno. Allora non c'era la possibilità di avere internet, non potevamo fare foto, non c'era la possibilità di usare il proprio telefono, non c'era il computer e così via.
Però insomma questi limiti ci hanno permesso di essere particolarmente creativi. La sperimentazione, quindi lo svolgimento dei 2 incontri, hanno sempre visto e prevedono anche nelle nostre attività standard che svolgiamo nei nostri musei una prima attività di icebreaking, un'attività che serve a creare un clima sereno, familiare e che favorisca appunto il dialogo. Questo avviene attraverso la condivisione di vissuti personali con varie strategie operative. C'è anche una domanda che viene posta all'inizio dell'incontro: cosa pensi ci sia a Venezia? Queste persone, la maggior parte dei casi, vengono arrestate all'aeroporto oppure al porto e da lì catapultate all'interno delle carceri. Quindi non hanno in alcun modo idea di come sia la città di Venezia, quale sia la sua morfologia, come la si debba vivere. Quindi da questo momento di condivisione del proprio vissuto personale andiamo poi a conoscere e esplorare insieme la città di Venezia. Questo avviene attraverso una presentazione digitale offline che noi abbiamo preparato prima chiaramente nei nostri uffici, ma la stessa viene poi consegnata in formato cartaceo al termine dell'incontro a tutti i partecipanti, che come vedete dalle immagini sono ricche di fotografie con un testo semplificato. I temi che andiamo a trattare insieme, a scoprire, sono quelli dell'orienteering, della morfologia della città, e temi poi nello specifico dell'acqua, dell'isola, del leone, nostro simbolo di Venezia, Piazza San Marco, per poi andare in chiusura a trattare in maniera basica il tema il concetto di museo, di musei civici, dei musei della città. Vi dicevo all'inizio che il primo incontro prevede anche approfondimenti richiesti direttamente dai detenuti e dalle detenute. Non ho tempo qui per andare in affondo su questi approfondimenti, però almeno uno lo vorrei citare. Ad esempio, i detenuti del carcere maschile erano particolarmente incuriositi di sapere com'era la vita veneziana nelle antiche prigioni di Palazzo Ducale, se veniva dato loro da mangiare, qual era la loro condizione di vita, se avevano la possibilità anche di avere incontri amorosi. E quindi abbiamo preparato tutto un approfondimento per loro su questo tema. Questa attività si conclude poi con la realizzazione di un lapbook individuale che così approfondisce i temi che abbiamo scoperto insieme. La copertina di questo lapbook ha il nome di Venezia tradotto in tutte le lingue dei detenuti e delle detenute. All'interno c'è tutto il pop-up realizzato con vari template e sul retro di copertina c'è la mappa della città di Venezia. Uno dei nostri obiettivi generali è proprio quello di infondere fiducia in un futuro migliore, e quindi qual modo migliore se non quello di consegnare una mappa della città con l'invito, una volta usciti dal carcere, di andare a scoprire tutti questi temi, tutti questi elementi simbolo di Venezia. E concludiamo anche questo incontro ripetendo la stessa domanda posta all'inizio: ma allora cosa c'è oltre le sbarre? Cosa c'è a Venezia? Le risposte cominciano a essere diverse, ci sono tanti musei, c'è il ponte, c'è il leone con le ali, ma c'è la libertà. E questa foto che vedete sulla destra ci è stata inviata dall'educatrice del carcere, l'APUC realizzata da una detenuta che poi insieme a quello delle altre compagne di cella hanno allestito nella loro camera. Il secondo incontro invece, vi dicevo, è un laboratorio creativo. In questo caso quello della legatura mira proprio a trasferire un know-how, una piccola competenza per poi effettuare questa attività pratica in autonomia con utilizzo proprio con materiali di uso comune. Il museo protagonista di questa esperienza di laboratorio è il nostro Museo Correr, che raccoglie la storia della civiltà veneziana e si trova in Piazza San Marco con la sua ricca biblioteca che conserva manoscritti e volumi a stampa che vanno dal 500 al 700. Dopo anche qui una piccola presentazione digitale, andiamo poi nella parte pratica con un'esplorazione sensoriale di alcuni strumenti e materiali utili
per realizzare un taccuino, tra cui anche alcuni prototipi di carta fatta a mano con gli stracci e la cellulosa, e poi appunto c'è questa attività laboratoriale. La foto che vedete in basso a destra è un'altra foto che ci è stata condivisa dall'educatrice del carcere, dove vedete i taccuini realizzati dalle detenute, che sono state poi decorati con riproduzioni di immagini tratte dalle nostre collezioni. Se nell'attività di icebreaking in cui andiamo a condividere i nostri vissuti ci sono dei momenti veramente importanti che l'educatore deve essere in grado di gestire, perché fuoriesce la rabbia, fuoriesce la disperazione, la sofferenza, siamo chiaramente in un clima di parità, non c'è il museo e il detenuto, ma siamo persone. Anche in questo caso, con la realizzazione di questi taccuini, ci sono stati dei momenti particolarmente toccanti. Alcune hanno deciso di utilizzare il taccuino come diario personale o come raccolta di poesie, alcune analfabete ci hanno chiesto di inserire il proprio nome del proprio figlio e della propria figlia e hanno regalato il taccuino ai loro familiari all'incontro settimanale che hanno con loro. Abbiamo proposto anche un laboratorio del profumo, in questo caso il museo protagonista è Palazzo Mocenigo, il nostro centro studi di storia del tessuto, del costume e del profumo. Il tema del profumo si presta ad un approccio interculturale perché appunto andiamo a effettuare delle esercitazioni pratiche tattili olfattive sulle materie prime di origine vegetali che gli antichi profumieri veneziani reperivano nei porti più importanti del Mar Mediterraneo per poi lavorarli e trasformarli in profumi e unguenti. Quindi dopo una serie di attività pratiche olfattive, ogni detenuto e ogni detenuta realizza poi un profumo genderless che si porta a casa, cioè che rimane in carcere in realtà. I detenuti invece erano particolarmente interessati al trasporto veneziano, quindi alle imbarcazioni. In questo caso il museo selezionato e da far scoprire ai partecipanti è proprio questo, il Museo di Carezzonico dedicato al Settecento veneziano. E la parte pratica si è conclusa con la realizzazione di una gondola in balsa di legno che i detenuti hanno assemblato e decorato e che poi hanno posizionato su uno scenario d'eccezione che, come vedete, è una delle riproduzioni di un'opera di Canaletto. Al secondo piano appunto abbiamo 2 capolavori di questo maestro. Ricadute. Questa attività educativa è stata ritenuta da ICOM CECA, Comitato Internazionale dell'Educazione nei Musei, come una best practice e quindi la trovate inserita in questa pubblicazione sul sito di ICOM, disponibile anche la versione digitale. Ma siamo finiti anche in Estonia, nella rivista d'arte nazionale Museum Magazine, con un approfondimento. Concludo dicendo che da questa attività c'è stato poi uno sviluppo e una progettualità che è diventata Venezia Facilmente, il primo percorso della Fondazione Musei Civici in comunicazione aumentativa alternativa, e in testo e linguaggio easy to read. Questa attività che vi presenteremo nel pomeriggio nei tavoli demo è rivolta alle famiglie, alle scuole, ma anche ai nuovi cittadini. Ringrazio tutti i miei colleghi e le mie colleghe per la progettualità presentata e chiamo subito Andrea De Pascale. Andrea De Pascale, Servizi Educativi Musei Civici di Genova, ci porterà l'esperienza Pratiche partecipative nei musei, i luoghi della cultura come spazi di condivisione della comunità. Grazie Andrea. Buongiorno a tutti, grazie a Fondazione Musei Civici di Venezia e a Move Education, in particolare a Cristina, per questa occasione di confronto. Quanto vi presenterò è condiviso con le colleghe Chiara Canova e Cristina Lavanna, che sono presenti in sala, con cui quotidianamente lavoriamo per rendere migliori i nostri musei civici di Genova. Vogliamo raccontarvi alcuni progetti che sono stati pensati per persone di diverse categorie
che, come ci ricorda la definizione di ICOM, hanno partecipato. Il nostro pubblico non deve essere solo passivo, le comunità devono partecipare alla vita, alla progettualità dei nostri musei. Un punto di partenza può essere la riapertura nel 2022 del Museo di Palazzo Rosso, uno dei 3 edifici rinascimentali barocchi dei musei di Strada Nuova, nel cuore della città, che dopo un lungo restauro è stato riaperto al pubblico. In questa occasione i servizi educativi musei hanno finalmente guadagnato un ampio spazio permanente che è stato allestito per accogliere prevalentemente le scuole di ogni ordine e grado, ma per svolgere anche altre attività. Tra i materiali che abbiamo ritrovato in magazzino c'erano una serie di burattini realizzati nel 1997 in occasione di una grande mostra dedicata al maestro fiammingo Anton van Dyck, di cui il museo conserva diverse opere, e questi burattini non avevano più una casa. Da lì è nato nel 2023 l'idea del progetto Tutti in Scena, in cui il partner è stato il Centro di Educazione al Lavoro Tempi Moderni di Genova. I centri di educazione al lavoro coinvolgono ragazzi tra i 16 e i 21 anni che sono seguiti dall'Ufficio Coordinamento Inserimenti Lavorativi del Comune di Genova, ragazze e ragazzi sia italiani sia di background migratorio, spesso minori non accompagnati che vivono in casa e famiglia, o soggetti che sono a rischio di abbandono del percorso scolastico. All'interno dei centri educazione al lavoro si trovano diversi laboratori in cui sia le ragazze che i ragazzi svolgono le stesse attività. Laboratori di falegnameria, carpenteria, sartoria, cucina, eccetera. Nel nostro caso, l'incontro con gli educatori del centro educazione al lavoro ha trasformato per queste ragazze e ragazzi Palazzo Rosso per molti mesi, quotidianamente, nella loro nuova casa. Un museo sicuramente respingente, un luogo che per molti di essi non era mai stato neanche idealizzato. Il loro compito è stato quello di mettersi alla prova con le competenze e le capacità che nel corso del tempo hanno sviluppato all'interno del centro educazione al lavoro. Per noi la sfida era farli sentire a casa propria all'interno appunto di un luogo molto lontano dalla loro quotidianità e fargli capire che le loro competenze, le loro capacità personali sono un valore fondamentale per la società di cui fanno parte e che quindi il loro contributo al museo poteva diventare un qualcosa di importante per tutta la comunità cittadina e non solo. Qui li vedete all'opera, mentre hanno dovuto anche imparare ovviamente a muoversi in un ambiente delicato. I primi giorni erano molto spaventati e poi hanno acquisito sempre maggiore capacità. Erano felici, per esempio, di essere riconosciuti dagli operatori di sala, dal personale di vigilanza all'ingresso del museo e di non essere fermati, perché erano diventati giorno dopo giorno parte dello staff del museo. Qui stanno realizzando, vedete, diverse strutture. Il risultato finale è stato dare, lo vedrete tra poco, quello che volevo dire è che ovviamente durante le attività è stato per loro pian piano, anche senza forzarli, abbiamo assecondato i loro tempi, le loro curiosità, scoprire ovviamente il percorso museale, le opere che le caratterizzano. Ed ecco il risultato finale. Grazie al loro impegno e alla loro professionalità è stata allestita un'intera sala dei servizi educativi con un teatro a disposizione di scuole e associazioni per mettere in scena i burattini che riproducono appunto i personaggi ritratti nei quadri di Van Dyck all'interno del museo. Questo è il pannello che abbiamo collocato per ricordare a chiunque entri in questa sala
come si è arrivati a tale risultato, e questa frase di Dario Fo pensiamo sia un po' proprio il cuore dell'operazione che abbiamo voluto condurre. Tra l'altro Palazzo Rosso è uno degli edifici riconosciuti patrimonio UNESCO nel comune di Genova, quindi frase scelta non a caso. Un altro progetto che si è sviluppato quest'anno, il progetto Musei in Movimento, che ha visto come partner la Fondazione Anna Solaro Teatro dell'Ortica con il contributo di Fondazione Carige. Sono state realizzate da maggio e sono ancora in corso fino al prossimo dicembre 8 performance all'interno di altrettanti musei del nostro sistema civico. Il progetto è nato attraverso una riflessione compiuta soprattutto dal Teatro dell'Ortica, ma nel quale crediamo anche noi quotidianamente, ossia il fatto che le persone possono essere produttrici di cultura e non solo fruitrici, che la cultura è anche al di fuori delle sue forme canoniche e più elitarie, che le forme di cultura devono essere sempre ripensate, modificate, fluidificate per essere rese realmente accessibili, e che è necessario uscire dagli spazi canonici, dalle logiche del consumo che attanagliano la nostra società per creare dei veri momenti di incontro e di scambio. Il progetto, come vi dicevo, ha portato alla realizzazione di 8 performance, ma le performance presentate al pubblico, aperte alla città, sono in realtà solo il risultato finale, la punta dell'iceberg. Il grosso del lavoro è stato per settimane, per la realizzazione di ciascuna performance, coinvolgere gruppi di cittadini e cittadine di diverso background, lo vedremo dopo, per esplorare i nostri musei, le collezioni e progettare dei contenuti da trasmettere al pubblico. Sono nate così diverse drammaturgie collettive, fatte di parole di movimento secondo le tecniche del teatro sociale, e sono stati scelti una serie di titoli che già portavano il pubblico a riflettere su discipline fantastiche che i nostri musei possono proporre, come l'archeologia del quasi, la fisiologia della libertà o l'acustica del silenzio. Qui vedete alcune immagini delle performance, in questo caso Castello d'Albertis, Museo delle Culture del Mondo. E qui alcuni dei gruppi che hanno partecipato a questi percorsi: il gruppo Stranità, che coinvolge persone seguite dai servizi di salute mentale della ASL genovese, oltre ad attori professionisti, operatori sociosanitari e volontari; il laboratorio Rumore del Silenzio, formato da operatrici e donne seguite dal Centro per non subire violenza; il laboratorio di teatro dialettale, che ha coinvolto soprattutto persone anziane; i laboratori per adulti e un laboratorio rivolto a malati oncologici, medici e personale sanitario, oltre che ai familiari. Questo è un momento al Museo di Sant'Agostino e questo un momento alla Galleria d'Arte Moderna di Genova Nervi. Un altro progetto, Freed from Barriers, sviluppato anche questo tra 2024 e 2025, ha visto 2 filoni diversi su cui abbiamo lavorato, entrambi per rendere più accessibili, inclusivi, interculturali i musei di Strada Nuova. Si è lavorato con Alice Gentile e Silvia Caffarone nella realizzazione di un percorso in CAA, Comunicazione Aumentativa Alternativa, per rendere accessibili le collezioni di Palazzo Bianco, la realizzazione anche di una guida sociale e di una mappa sensoriale. I materiali sono stati tutti coprogettati con l'aiuto di associazioni di famiglie con bambini e ragazzi con disturbi del neurosviluppo. Il secondo filone ha coinvolto 9 persone, cittadini genovesi di background migratorio differente, che hanno esplorato le collezioni, scelto 9 opere di Palazzo Bianco,
in particolare alcuni loro dettagli, e da lì sono partite per realizzare 9 racconti autobiografici. Le opere sono diventate quindi mediatrici per aprire nuovi sguardi, per porre nuove storie a tutti noi, al pubblico che visita il museo. Queste storie sono state trasformate in podcast e sono raggiungibili attraverso i pannelli con QR code posti a fianco delle opere e sono appunto raggiungibili anche con il QR code che avete qui. Abbiamo portato anche del materiale che sarà messo in distribuzione. Infine, da questa ultimazione è nato il progetto Tutto Mondo, che si sta svolgendo in questi giorni, per cui non ho immagini da mostrarvi, ma ci faceva piacere citarlo, in cui il partner, come per i podcast, è Defense for Children International Italia, che ha sede a Genova, in cui si stanno sviluppando laboratori di creatività rivolti sul tema dell'intercultura alle scuole medie, workshop con artisti anche in residenza provenienti da altre parti del mondo, ospitati a Genova, un'azione di poster art che invaderà la città con reinterpretazioni delle opere dei nostri musei, in cui non sarà scritto nulla, per cui vogliamo incuriosire i cittadini. Ci sarà solo un QR code da inquadrare per collegarsi poi e scoprire l'azione artistica. E infine un convegno internazionale realizzato in collaborazione con l'Istituto Tout le Monde di Parigi e l'Università di Genova. Grazie. Grazie ad Andrea De Pascale. Allora, adesso c'è una sessione di Q&A. Siamo in super ritardissimo e dobbiamo garantirvi la pausa caffè. Quindi passo la parola ad Alessandra per una sola domanda. Sì, allora abbiamo una domanda per il Victorian Albert. Ci chiedono in che modo i bambini vengono coinvolti nella progettazione. Si è parlato di coprogettazione, quindi in che modo diciamo, questi bambini sono coinvolti? How do we involve children in co-designing is a great question. And the answer is in lots of different ways, because children are different. In co-design practices, I really believe it's important to understand our responsibility as educators and experts. And so we support children, but on the other side, we need to see them as collaborators. You're all educators, right? And every time I go into a classroom or a room with children, maybe the class teacher will take me aside and say, see those two over there? They're always really badly behaved. But now you're here, they're having a great time. And that's because they're being heard differently. They're being invited to participate differently. Designers I work with will say, oh my goodness, the ideas these children have shared today are better than anything I've seen on the commercial market. And I go, yeah. So co-design with children and young people. I have a model which equalizes the space, but recognizes the different inputs we all need to make into the process. And I can share that model with you if you're interested. I know we don't have long, but it involves an educator and the child and a designer, and then a facilitator on behalf of the museum. And we each put something different into the center to make something new. So we need to hear each other, recognize where we have strengths and where we need to be supported. And that's how we reach an understanding about co-design, so the outcomes can be realistic and applied. La domanda, scusate,
Mi sono tolta l'archetto, scusatemi. La domanda è come coinvolgiamo i bambini nel co-designing, nella coprogettazione. Lo facciamo in tanti modi diversi perché i bambini sono tanto diversi tra loro. Noi soprattutto ci rendiamo conto della responsabilità che abbiamo come esperti, cerchiamo di sostenere la creatività dei bambini. Quando visitiamo le classi nel corso di questi progetti, spesso gli insegnanti ci fanno notare come bambini che di solito si comportano malissimo, con noi invece, che forniamo loro la possibilità di essere ascoltati in modo diverso, cambino completamente e si comportino molto meglio. I designer che coinvolgiamo nei nostri progetti spesso ci dicono che le idee che vengono dai bambini sono più interessanti di tantissime idee che ci sono sul mercato. Di solito noi usiamo un modello per queste attività che coinvolge un educatore, un bambino, un designer e un facilitatore e ciascuno di questi partecipanti mette al centro una idea propria e il risultato che otteniamo è spesso estremamente creativo e deve essere poter essere trasformato in qualcosa di veramente realistico. Questo è il sistema che usiamo di solito. Grazie a Catherine e voglio ringraziare anche Susanna Fenzo, straordinaria nella traduzione simultanea, e ringrazio anche i nostri interpreti LIS. Allora, abbiamo un quarto d'ora di pausa, caffè al piano terra, ci ritroviamo puntualissimi alle 12:05 qui, quindi giù al piano terra. Grazie a tutti. Allora, eccoci, buongiorno a tutti e a tutte. Sono Riccardo Bon, collega di Cristina e dell'ufficio Move Education della Fondazione Musei Civici di Venezia. E iniziamo la seconda sessione di lavori, invitiamo tutti e tutte a riprendere posto. E chiamiamo qui al prossimo intervento Raffaella Grassi dell'Orto e Museo Botanico dell'Università di Pisa, che ci parlerà di radici di cura, interventi museali in orto e museo botanico per le persone con malattia di Alzheimer. A più tardi. Buongiorno a tutti, ringrazio Cristina Cazzola e tutto il suo staff per avermi dato l'opportunità di condividere con voi la nostra esperienza. Parto con una domanda. Può un orto botanico essere un luogo di cura e di interventi museali adatti per persone con malattia di Alzheimer? Lo vedremo. Solo qui, nei prossimi 10 minuti, vi vorrei raccontare l'esperienza dell'Orto e Museo Botanico di Pisa, esperienza che comincia nel 2018 e prosegue tutt'oggi. Noi sappiamo che la malattia di Alzheimer è una malattia neurodegenerativa, le persone affette da malattia di Alzheimer perdono lentamente la capacità di linguaggio, capacità di memoria, però mantengono comunque, almeno negli stadi iniziali della malattia fino a stadi intermedi di avanzamento della malattia, mantengono comunque capacità emotive e capacità sensoriali. E d'altro canto sappiamo anche che i musei sono ormai una conoscenza ormai assodata. I musei offrono degli ambienti sicuri, stimolanti, accoglienti. E sappiamo anche che l'interazione tra la cultura, l'arte e la natura in generale
possono offrire occasioni di benessere, di connessione e ridare dignità a queste persone che sono affette appunto da questa malattia. Nelle immagini che vedete in basso c'è un po' un riassunto velocissimo di quella che è stata. Nel 2007 il MoMA è stato il primo museo che parte con interventi museali ad hoc per persone affette da Alzheimer e si arriva fino ai giorni nostri. Nelle due immagini in basso, vedete, sono due immagini di musei toscani che stanno portando avanti progetti appunto dedicati a persone affette da Alzheimer. L'Orto e Museo Botanico di Pisa fa parte del sistema dei musei toscani per l'Alzheimer, un sistema che è stato fondato e si è costituito nel 2020, che raccoglie quasi 60 musei in tutta la Toscana e che sono musei che portano avanti delle attività che nella loro varietà e nella loro diversità comunque hanno hanno due denominatori comuni. Il primo è che i musei, come vedete scritto, siano dei luoghi accoglienti e istituzioni culturali assolutamente inclusive, e l'altro pilastro è che la demenza e quindi le persone che sono affette da malattie dello spettro delle demenze non sia soltanto una malattia, ma sia una condizione che interessa non soltanto la persona, ma anche tutto il suo contorno, e che quindi i musei diventino dei luoghi dove si affronta una sorta di sfida, dove si possono effettuare delle attività che in qualche modo possano far interagire di nuovo le persone tra loro e con le persone di cui si prendono cura. Quindi perché un orto botanico proprio per la malattia di Alzheimer? Perché sicuramente gli orti botanici in generale sono degli ambienti chiusi, degli ambienti in cui gli elementi naturali sono molto numerosi, e questa loro numerosità naturalmente facilita la sollecitazione di stimoli visivi, stimoli olfattivi, stimoli multisensoriali, e questi stimoli quindi possono aiutare a risvegliare emozioni, benessere, e d'altro canto gli orti botanici sono degli spazi accessibili, sicuri sia per attività indoor che outdoor. Quindi queste sono già condizioni abbastanza importanti. L'Orto Botanico di Pisa è uno degli orti botanici più antichi al mondo, quasi 500 anni dalla sua fondazione. È un orto botanico che si trova nel centro della città di Pisa, sono circa 2 ettari di estensione, raccoglie piante da tutti i continenti, accoglie un museo botanico che è dedicato alla didattica, alla storia della didattica della botanica dal 600 ad oggi. Nel 2018 parte il progetto Radici della Memoria, un progetto che è specificatamente dedicato alle persone affette da Alzheimer e da malattie dello spettro delle demenze. I due obiettivi fondamentali sono l'ampliare l'offerta culturale del museo e allo stesso tempo mettere in piedi una serie di attività che siano specificatamente dedicate a questo particolare tipo di pubblico. Il progetto non coinvolge soltanto le persone affette dalla malattia, ma coinvolge anche i caregiver familiari, gli operatori sociosanitari e gli animatori geriatrici. Il tutto con l'intenzione di creare una rete di sinergie tra soggetti che possano quindi nel loro insieme costituire una vera e propria occasione concreta per poter lavorare con questo tipo di pubblico. Che cosa abbiamo fatto? Nell'elenco vedete un brevissimo
elenco di quello che abbiamo fatto durante questi anni, degli incontri che abbiamo fatto durante questi anni. Sono di solito delle conversazioni guidate in cui si affrontano tematiche diverse, le persone arrivano all'orto, si affrontano delle tematiche diverse, gli incontri hanno normalmente una durata di circa un'ora, un'ora e mezzo e quello che vedete sono soltanto alcuni dei titoli che abbiamo affrontato, dei temi che abbiamo svolto durante i nostri incontri. Sono di solito delle attività che cercano di migliorare e di stimolare il più possibile la socializzazione tra queste persone, di migliorare e di sollecitare il recupero della memoria recente e di essere partecipi di occasioni di incontro veri e propri. Le metodologie che utilizziamo sono le più diverse, Una delle metodologie più utilizzate è la metodologia Time Slips, che è una metodologia che mette al centro la creatività, non tanto la memoria. Quello che vedete è uno dei componimenti a cui tutti partecipano spesso alla fine degli incontri. Vi voglio soltanto per curiosità dire che questo componimento è dedicato a Costanza, che non era nel gruppo e nessuno sa chi è Costanza. Al tempo del Covid non ci siamo fermati e per cercare di mantenere il filo della memoria con chi aveva partecipato agli incontri nei 2 anni precedenti, ci siamo organizzati e abbiamo continuato a mantenere il legame con i gruppi che avevano partecipato agli incontri precedenti attraverso degli incontri online, che erano sono delle conversazioni. Oggi li facciamo molto meno, ma comunque nel periodo invernale può capitare che facciamo anche incontri online. E questi incontri online sono delle conversazioni, anche queste tematiche, che hanno l'obiettivo di mantenere e di sollecitare la conversazione e di mantenere, soprattutto in quel periodo, l'obiettivo era quello di mantenere comunque il legame con l'orto botanico che aveva iniziato le attività nei 2 anni precedenti. Quelle che vedete sono soltanto alcune dei titoli, delle tematiche che affrontavamo durante le nostre conversazioni. Come abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato come si lavora sempre nei progetti, si cerca di lavorare a più mani. In questo caso abbiamo sperimentato in maniera assolutamente concreta che era necessario un lavoro di coprogettazione e una coprogettazione che vedesse coinvolti non soltanto gli educatori museali, ma che vedesse coinvolti anche gli animatori geriatrici, gli psicologi, gli operatori sociosanitari e anche, assolutamente sì, i caregiver familiari, perché noi educatori che lavoriamo in orto botanico conosciamo bene la nostra struttura, le sue fragilità, le sue potenzialità, ma tutto questo doveva assolutamente andare a integrarsi con un tipo particolare di pubblico che ha delle esigenze molto particolari e quindi questo lavoro di coprogettazione è stato fondamentale. Gli incontri in orto hanno delle fasi ben precise, si svolgono con delle fasi ben precise in effetti, che sono l'accoglienza, quindi l'educatore accoglie il gruppo che viene accolto in uno spazio particolare dell'orto, e si fanno le presentazioni, dopodiché gli educatori avviano l'attività. Quello che facciamo è spesso o una stimolazione sensoriale oppure dare spazio alla narrazione e alla creatività, cercare di stimolare per esempio la reminiscenza e stimolare sia il dialogo che la socializzazione tra chi è presente. Gli incontri si chiudono con una chiusura rituale che prevede spesso un momento di condivisione e anche un momento proprio di rilassamento.
e di ringraziamento naturalmente. L'importanza di comunicare, sappiamo tutti perché lo facciamo tutti i giorni, che è estremamente importante saper comunicare nel modo giusto, con registri comunicativi che siano adatti al target, al pubblico con cui noi ci interfacciamo, ma vi posso garantire che il pubblico delle persone affette da malattia di Alzheimer è un pubblico che ha bisogno di una comunicazione particolare. Una delle prime cose che sicuramente si capisce è che non ci si può interfacciare con queste persone e dialogare con queste persone come si fa con i bambini. Questi sono adulti con un loro portato individuale, con un loro vissuto, per quanto possa essere compromesso, la memoria del vissuto possa essere compromessa dalla malattia, ma comunque hanno un loro vissuto, spesso un portato culturale. Quindi non è adatto il linguaggio che utilizziamo con i bambini. Certamente è comunque un linguaggio che prevede dei ritmi lenti, un linguaggio chiaro che ritorna spesso sui concetti, e una delle cose che sicuramente è importante, direi che è fondamentale, è la validazione emotiva, accogliere sempre quello che viene detto, anche se non è logicamente coerente. Un momento fondamentale del nostro lavoro è il processo di valutazione e di autovalutazione. Sono due canali, sono due binari, direi, paralleli. Da una parte la valutazione e l'autovalutazione, cioè quello che noi la valutazione di quello che noi facciamo, che raccolta nel tempo ci aiuta a ottimizzare il lavoro che stiamo facendo con questo tipo di particolare di pubblico. I sistemi di valutazione possono essere i più diversi. Voi vedete al lato una scheda di memoria che ogni educatore tiene alla fine degli incontri. Ne abbiamo diverse ormai raccolte nell'arco degli anni. Invece un altro binario particolare è quello della valutazione dell'impatto, dell'effetto che questi interventi museali hanno su questo tipo particolare di pubblico, sui partecipanti. I sistemi che vengono utilizzati sono sistemi diversi, sono sistemi specifici. Io ve ne ho menzionati solo un paio: l'Observational Measurement of Engagement oppure la Dementia Care Mapping. Sono dei sistemi di valutazione che vengono utilizzati soprattutto dagli psicologi, dagli operatori sociosanitari che seguono queste persone quando fanno questi interventi museali. Una delle cose fondamentali è la registrazione sul lungo periodo, quindi l'importante è, per avere delle valutazioni che siano in qualche modo significative, è quello di avere una valutazione sul medio-lungo periodo, cosa che non è sempre semplice. Utilizziamo dei questionari che vengono utilizzati prima e dopo gli incontri, questionari che vengono somministrati per valutare cambiamenti di umore, cambiamenti nel comportamento, nella capacità di comunicare, fino ad arrivare a delle registrazioni audio e video che sono state utilizzate soprattutto nel periodo in cui facevamo gli interventi online e che mirano ad avere una valutazione sia qualitativa che quantitativa delle interazioni con queste persone. Naturalmente quello a cui vorremmo aspirare è di avere dei modelli che siano scientificamente validati e che possano essere utilizzati in maniera standardizzata. Concludo dicendo che l'esperienza dell'ortobotanico di questi anni, ormai sono 7 anni che portiamo avanti queste attività perché il percorso è ancora in essere, ci hanno evidenziato che i commenti da parte dei partecipanti sono sempre stati molto positivi. I partecipanti, le persone che hanno partecipato agli interventi in ortobotanico hanno sempre dichiarato la volontà di tornare, di voler tornare. L'esperienza ha avuto degli effetti positivi anche sul loro benessere quotidiano e questo ci è stato riferito a più riprese sia dagli operatori sociosanitari che dai caregiver, soprattutto dai caregiver familiari.
E come è successo e come succede anche dalle testimonianze di altri musei, soprattutto appunto di quelli con cui noi siamo in contatto della rete MTA, le esperienze museali hanno avuto degli effetti positivi anche sui caregiver familiari e anche sui caregiver professionali, perché trovano nell'orto botanico un luogo dove poter condividere delle esperienze culturali, cosa che non succede al di fuori di questo contesto. Grazie. Ringraziamo davvero Raffaella Grassi per l'importante testimonianza e anche toccante. Tra l'altro è anche un settore, un argomento che ci tocca come attività educative della Fondazione Musei Civici, e quindi insomma è un'esperienza che anche noi abbiamo voluto portare appunto a questo tipo di pubblico. Accogliamo adesso, e restiamo in casa, accogliamo adesso Paola Gazzola della Fondazione Querini Stampaglia, che ci parla di scambio. Gli artisti di artismo incontrano la Querini. Prego. Allora, grazie agli organizzatori, Alessandra Arcella per Explora, ai colleghi di Move Education per l'invito e per ospitarci in questa bellissima sede. Mi chiamo Paola Gazzola e con Elisa Rampazzo rappresento i servizi educativi della Fondazione Querini Stampaglia, un'istituzione veneziana che racchiude tante anime. Siamo una biblioteca, un museo, un luogo di arte contemporanea e un punto di riferimento per l'architettura di Carlo Scarpa. Oggi condividiamo con voi un progetto a cui teniamo moltissimo, Scambio, gli artisti di artismo incontrano la Querini. Come racconta già il titolo, questo progetto nasce dall'incontro con Artismo Venezia, un atelier che forma e rappresenta artisti neurodivergenti. Abbiamo individuato alcune parole chiave per raccontare il progetto e far affiorare alcuni aspetti. Partiamo con rovesciare il paradigma. Il punto di partenza è la constatazione che nella progettazione culturale la partecipazione di artisti e professionisti con disabilità è ancora scarsamente rappresentata. Scambio ha l'obiettivo di innescare un cambiamento in questo senso, creando le condizioni affinché gli artisti neurodivergenti di artismo possano contribuire attivamente all'offerta culturale della Fondazione. Il progetto consiste in due azioni principali. La prima, in comprogettazione con gli educatori di artismo, costruiamo ogni anno un percorso che è a sostegno della formazione in ambito artistico degli artisti. In cambio, ed ecco anche il senso del titolo, gli artisti restituiscono attraverso la loro pratica artistica una rilettura delle nostre collezioni, e qui potete vedere alcune immagini nelle opere da loro create. Come si strutturano questi percorsi? Alla base c'è la necessità di costruire un percorso progettato in modo tale da permettere agli artisti neurodivergenti di vivere gli spazi della Fondazione e confrontarsi con le opere in modo positivo, creando quello che possiamo definire uno spazio sicuro in cui stare bene. Per questo motivo gli incontri vengono svolti in orario e nei giorni di chiusura della Fondazione e replicano ritmi e schemi temporali che sono proprio quelli che gli artisti svolgono nelle ore, nei giorni che trascorrono in atelier.
Un'altra caratteristica di Scambio è il fatto di mettere al centro la relazione con gli educatori, con gli artisti neurodivergenti, e costruire una relazione richiede tempo. La prima edizione di questo progetto ha avuto una durata di 1 anno. Agli appuntamenti in fondazione accostiamo sempre degli appuntamenti presso l'atelier di artismo, in cui è presente il team che segue il progetto, secondo un calendario prestabilito e condiviso. C'è quindi una reciprocità, torniamo al titolo del progetto Scambio, che riguarda le visite, la condivisione di spazi e la condivisione di conoscenze. E arriviamo alla seconda azione che compone questo progetto. Sulla base del percorso fatto insieme, gli artisti progettano e conducono per la fondazione dei workshop aperti al pubblico. Alla base di questo progetto c'è proprio la condivisione dell'idea della neurodiversità come un valore condiviso. In questo senso il progetto vuole promuovere e combattere, promuovere da un lato la visibilità e la partecipazione, e combattere l'invisibilità e l'isolamento degli artisti neurodivergenti. Il workshop quindi è un momento centrale di questo progetto ed è un momento in cui l'incontro è reso possibile proprio grazie ad una pratica artistica che è quella della stampa d'arte. Noi abbiamo esteso questa idea di condivisione anche alla nostra struttura, proponendo proprio come workshop iniziale un workshop dedicato ai dipendenti della fondazione. Quindi accanto ai workshop pubblici ci sono anche quelli per i nostri colleghi. Allora, impara l'arte e mettila da parte. Siamo arrivati al 3° anno di questo progetto, e questo progetto sta crescendo e cambiando proprio come la nostra relazione con artismo, con gli educatori e con gli artisti. Siamo passati da 1 a 3 workshop pubblici. Questi workshop hanno rafforzato anche l'expertise degli artisti, che hanno cominciato a proporre con artismo dei workshop, dei laboratori in città, quindi si sono proprio moltiplicate le occasioni di incontro. Inoltre il cuore, diciamo, di questo progetto fa sì che ci sia proprio una crescita anche per quanto riguarda le richieste. Qui vedete una serie di inviti, arriviamo a quello di quest'anno proprio su richiesta dell'associazione. Quest'anno abbiamo abbinato ai workshop anche una possibilità di un talk, di un incontro pubblico che si terrà il 17 dicembre, proprio per esplorare insieme i diversi modi di sentire, percepire e praticare l'arte, e per fare nostre le parole di uno dei relatori, Fabrizio Acanfora, l'arte diventa proprio un luogo di possibilità e di condivisione. Io vi lascio con questa citazione di Klee, che campeggia sul sito dell'Associazione di Artismo. L'arte non riproduce il visibile ma rende visibili, e vi lascio con un video che mostra proprio l'attività del workshop, e vi ringrazio. Grazie a tutti.
Grazie a Paola Gazzola. E ora veniamo all'intervento di Dario Daffara del Parco Archeologico di Ostia Antica, che ci parlerà di questo intervento sul centro della periferia, Audience Engagement per il Parco Archeologico di Ostia Antica. Grazie mille a tutti, in particolare agli organizzatori di questo workshop. E io sono molto contento di essere qui oggi a rappresentare il Parco Archeologico di Ostia Antica e di aver ascoltato gli interventi che mi hanno preceduto, perché mi rendo conto che sono occasioni molto importanti di confronto, quelle come quella di oggi. Io ringrazio anche Alba Casaramona, che è qui presente in sala, che ha realizzato insieme a me questa presentazione e che collabora con i servizi educativi del Parco Archeologico. Ostia Antica è un parco archeologico assai vasto che comprende al suo interno molte aree archeologiche e 3 diversi musei. Ho cercato qui di riassumere in una carta quello che è il parco archeologico. Come vedete è un insieme vasto e molto diversificato e diciamo che io rompo un po' il ghiaccio perché porto l'archeologia all'interno del workshop di stamattina. Abbiamo visto tutte sedi museali fino adesso, il nostro è un parco inserito nella Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura, però effettivamente è un organismo, come vedete, complesso, formato da tanti territori, tante aree archeologiche diverse e ognuna con le sue caratteristiche. All'interno di questo grande parco noi cerchiamo di fare molte attività didattiche. Siamo partiti nel 2018 con una serie di laboratori piuttosto convenzionali che vi ho qui rappresentato e che diciamo, abbiamo deciso di realizzare gratuitamente per la comunità locale, perché il nostro obiettivo era il coinvolgimento della comunità locale in un territorio che è quello della periferia di Roma, che è un territorio ricco di fragilità economiche, sociali, di accesso ma semplicemente anche alla cultura, quindi una periferia che ha bisogno di cultura e noi abbiamo cercato di intercettare questo bisogno. Come vedete si tratta di diversi tipi di laboratori, sono laboratori per le famiglie con figli piccoli, con bambini, per le scuole del territorio, le scuole primarie e secondarie del territorio e abbiamo anche dei percorsi trasversali per l'orientamento, i cosiddetti PCTO, un tempo alternanza scuola-lavoro, sempre all'insegna del coinvolgimento. Noi cerchiamo di coinvolgere tutti i nostri pubblici, tutti i nostri tipi di pubblico e di fargli capire che Ostia Antica è casa loro, nel senso che non è una realtà esterna come spesso viene percepita dalla comunità locale, ma è un luogo dove entrare liberamente e interagire con la storia, ma anche con la natura, perché noi siamo anche un parco naturalistico, abbiamo anche una grandissima estensione di area verde. Queste le attività tradizionali, quindi laboratori di vario tipo che prevedono la realizzazione per esempio di mosaici da parte dei ragazzi, dei bambini di età scolare, oppure la realizzazione di piccole lucerne, di piccoli oggetti. Siamo partiti da un paio di anni con un nuovo progetto che è il progetto di un laboratorio teatrale. In pratica abbiamo, grazie a Franco Tella che è uno dei nostri collaboratori del servizio educativo, abbiamo creato un percorso teatrale con visite, con momenti di condivisione all'interno dell'area archeologica, il tutto inserito all'interno di un progetto partecipato insieme alla Soprintendenza Archeologica di Roma, la Soprintendenza Speciale di Roma, e l'abbiamo chiamato il progetto Tevere Controcorrente.
Questo progetto è un progetto che ci è piaciuto molto perché consente ai partecipanti di scoprire il commercio dell'antica Roma partendo da Ostia Antica, dalla foce del Tevere, e arrivando a Roma dove le merci da tutto l'impero arrivavano e venivano distribuite in città. Questo progetto si articola in 2 distinti laboratori e qui vi ho messo qualche immagine per illustrare le attività che noi svolgiamo. Adesso vi parlo appunto del laboratorio teatrale che vi ho annunciato poco fa. Il laboratorio teatrale viene fatto avendo noi la possibilità di usare il teatro di Ostia Antica, che è uno dei teatri meglio conservati in Italia e nel mondo romano. Il laboratorio teatrale parte a scuola con la spiegazione della commedia antica e con un testo che viene tradotto ogni anno, è un testo diverso, e viene presentato alle scuole per poi essere adattato e messo in scena nel teatro di Ostia. Quindi sempre il nostro Franco Tella si reca nelle scuole dove viene illustrata la commedia. Quest'anno per esempio sarà l'Aulularia di Plauto, e poi abbiamo qui la messa in scena con un'attività di restituzione alla comunità, perché i genitori dei partecipanti vengono invitati nell'area archeologica ad assistere alla rappresentazione. Quindi non solo noi cerchiamo di coinvolgere i giovani in questo tipo di attività, sempre nell'ottica che cerchiamo di prenderli da piccoli, cerchiamo di fargli interessare alla cultura quando sono giovani, ma cerchiamo anche di recuperare gli adulti, i loro genitori, che magari non rientrano nell'area archeologica di Ostia Antica da quando a loro volta erano bambini. Quindi questa attività ha un notevole successo e prevede anche la realizzazione di maschere teatrali, le vedete nell'immagine in basso a sinistra, che vengono distribuite proprio ai partecipanti come ricordo dell'attività che si è svolta a Ostia, e la realizzazione di un programma di sala, che è questo che vedete sulla sinistra. Ne ho portate anche un po' di copie, le potete se volete prendere giù al desk all'ingresso. Nel programma di sala ci sono i nomi di tutti i partecipanti che in questo modo si sentono gratificati di aver fatto la loro esperienza a Ostia Antica, e c'è anche il testo della commedia che è stata messa in scena quell'anno. Abbiamo poi un progetto sempre nell'ottica di coinvolgere tutti i tipi di pubblico. Abbiamo un progetto destinato all'accessibilità per la disabilità visiva. Questo progetto è stato realizzato grazie al Liceo Verne di Acilia, che con l'associazione Museum ha sviluppato una serie di supporti tattili per la visita dell'area archeologica di Ostia. Sono supporti mobili, è questa la differenza rispetto al pannello fisso che vedete sulla sinistra, che già è presente all'interno dell'area archeologica. Sono supporti mobili che consentono una visita più dinamica all'interno dell'area archeologica e di focalizzare l'attenzione su alcuni mosaici all'interno della nostra area archeologica. E questo progetto è stato inserito all'interno delle best practices della Regione Lazio, proprio per la sua rilevanza istituzionale e anche proprio per l'accessibilità dei luoghi della cultura. Vedete altre immagini dello stesso progetto, che prevede anche visite all'interno dell'area archeologica, visite tattili, e presto questa tipologia di visita verrà ampliata con l'utilizzo di calchi delle principali statue presenti all'interno dell'area archeologica. Calchi di statue che vengono realizzati ovviamente con scansione tridimensionale con il laser scanner e con la stampa 3D, quindi non è un calco tradizionale con il gesso, chiaramente, che non si può più fare. Abbiamo poi un altro laboratorio che partirà proprio quest'anno, c'è stato il prototipo qualche giorno fa, che è il laboratorio della bottega del vasaio per le scuole secondarie. Principalmente pensiamo alle scuole del territorio, come vi dicevo, nell'ottica del coinvolgimento di tutte le scuole intorno al Parco Archeologico di Ostia Antica, e prevede la realizzazione di una lucerna, cioè di una lampada a olio,
di quelle utilizzate nel mondo antico per l'illuminazione domestica e diffuse come le nostre lampadine di oggi, insomma. Questo laboratorio prevede anche materialmente di poter toccare la ceramica antica sia attraverso delle repliche sia attraverso degli originali, proprio per entrare in contatto materialmente con il mondo antico, che è una cosa a cui noi teniamo molto. Un altro progetto che portiamo avanti da un po' di anni ormai è il progetto all'interno di un PCTO organizzato insieme all'Università di Roma 3 e al Dipartimento di Ingegneria di questa università, è il progetto Archeotrek. Questo progetto prevede l'utilizzo di nuove tecnologie per il rilievo e lo studio dei monumenti antichi ed è destinato chiaramente alle scuole secondarie. Questa attività piace moltissimo, abbiamo avuto dei feedback molto positivi da parte degli studenti e grazie all'università riesce a coinvolgere numeri molto grandi di partecipanti, molto più grandi di quelli che potremmo gestire noi da soli come istituzione culturale, e sono gruppi anche di 100-150 studenti ogni anno e che per noi sono grandi, non so, insomma, diciamo così, che partecipano a queste attività e nell'ottica di promuovere sia il patrimonio culturale sia l'ingegneria, e nella speranza che poi si iscrivano all'università a ingegneria. Come effetto collaterale ci hanno detto dal Dipartimento di Roma 3 che invece si iscrivono ad archeologia, però noi ci abbiamo provato, insomma siamo sempre convinti che ci servano molti ingegneri, però si sono più innamorati del parco archeologico che dell'utilizzo delle nuove tecnologie. E infine un altro progetto da cui siamo particolarmente legati, sempre realizzato dalla Soprintendenza Speciale di Roma, dalla collega Barbara Rossi, che poi parlerà dopo la pausa pranzo e vi illustrerà più ampiamente questo progetto. È un progetto di un podcast che si intitola 4 passi nel Giubileo, che è stato realizzato proprio in occasione del Giubileo della Speranza del 2025 e che ha previsto la realizzazione di 4 puntate dedicate a 4 basiliche di Roma e queste basiliche erano il punto di arrivo di vari itinerari che sono stati fatti all'interno della città, suggerendo quello che un pellegrino del passato avrebbe potuto vedere nella Roma di oggi. E quindi vi chiederete cosa c'entra Ostia. Una puntata ovviamente era dedicata alla via Ostiense e all'arrivo da Ostia alla Basilica di San Paolo fuori le mura. Quindi diciamo è stato un progetto trasversale nell'ottica di una collaborazione tra gli istituti della cultura, che è proprio questo fare rete che ho sentito già dai primi interventi, che è una cosa molto importante alla quale noi di Ostia e della Soprintendenza di Roma crediamo molto e che vogliamo portare avanti anche in futuro. Io vi ringrazio molto per l'attenzione e spero che vogliate venire a Ostia a trovarci e a scoprire il parco archeologico. Grazie ancora a Dario Daffara e adesso apriamo un veloce momento, una sessione di Q&A. Volevamo solo dire ancora una volta che è veramente un momento molto importante e è un grande piacere il fatto di condividere queste esperienze anche guardandosi in faccia e aprendo delle relazioni nuove. E questo è sempre un valore aggiunto di questo tipo di esperienze. Grazie. Alessandra? Sì, allora abbiamo una domanda per l'Orto Botanico di Pisa. Se la valutazione appunto di impatto del progetto è supportata da specialisti o ricercatori in campo neurologico. Sì, noi siamo in contatto con il Dipartimento con l'unità Alzheimer dell'ospedale di Pisa e sì, siamo seguiti in questo. C'è tutta una parte medica che è più specificatamente legata ad aspetti clinici
che noi educatori non possiamo seguire, non abbiamo le competenze per poterlo fare, però è assolutamente necessaria. Vi dico la verità, non è facile per niente collaborare con la parte medica, che è veramente faticoso, perché è molto più collaborativa tutta la parte degli operatori sociosanitari che invece seguono questi gruppi di persone, ad esempio all'interno delle associazioni. Noi collaboriamo con AIMA, sezione di Pisa, Associazione Italiana Malati Alzheimer, sezione di Pisa. Il gruppo viene seguito da degli psicologi e è più facile collaborare con loro, e casomai sono loro che hanno il contatto con la parte medica ospedaliera, però sì, è assolutamente importante, insomma è fondamentale che ci sia questa collaborazione. Grazie ancora. Allora, è mio onere ricordarvi, è terminata la seconda sessione di interventi, pertanto adesso c'è un momento di pausa libera, come indicato anche nel programma, e ci ritroviamo tra un'oretta circa. Siamo stati bravissimi a stare nei tempi, e vi ricordo solo, come indicato anche nel programma, che diciamo fuori dal museo, nelle zone del campo San Barnaba di Santa Margherita, sono presenti appunto delle soluzioni veloci per il pranzo, e poi ci rivediamo qui magari un 10 minuti prima, 13:50, in modo da iniziare appunto puntuali. Grazie a tutti ancora, a più tardi. Bentornati, riprendiamo posto e ricominciamo la nostra terza sessione di oggi. Abbiamo 4 interventi, quindi una bella sessione ricca. E invito qui a presentare il loro progetto le colleghe della Soprintendenza Speciale di Roma, Barbara Rossi, Angelina De Laurenzi e Valentina Catalucci, che si daranno un po' il cambio per presentarci il loro contributo, che si chiama La Soprintendenza racconta e Malborghetto, storia, trasformazione e scoperta. Prego. Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Innanzitutto vorrei ringraziare Explora e la Fondazione Musei Civici per averci rinvitato per il secondo anno di seguito. Noi anche l'anno scorso eravamo a Spark, abbiamo avuto la possibilità di presentare i progetti del servizio educativo. Quest'anno facciamo un rapido focus su 2 progetti specifici che abbiamo portato avanti con la Soprintendenza Speciale, uno di podcast e uno, come avete visto, come vi è stato detto dal titolo, specifico sul sito archeologico di Malborghetto a Roma, fatto proprio in collaborazione con il Museo Explora. Allora, vi dico brevemente la Soprintendenza Speciale che cos'è. Fondamentalmente è una soprintendenza a tutti gli effetti, quindi non è un museo nel senso propriamente detto, si occupa principalmente di tutela e conservazione, quindi siamo sul territorio capillarmente, ma la nostra specialità deriva anche dall'avere numerosi luoghi di cultura da valorizzare ed è soprattutto su quelli su cui noi lavoriamo costantemente. I luoghi, come vi dicevo, sono tantissimi, quindi la Soprintendenza ha un ricchissimo patrimonio a Roma che va da patrimonio archeologico, storico, artistico e paesaggistico, quindi abbiamo luoghi che vanno dalle terme di Caracalla alla Villa di Livia a Prima Porta, alla torre rinascimentale di Tor San Michele ad Ostia, fino ad arrivare alla Basilica di Sant'Agostino o alla Basilica di San Pietro in Vincoli. Quindi il patrimonio archeologico, storico, artistico è veramente grandissimo e capillarmente diffuso su tutta la città di Roma. Ora, questo è un grande punto di forza per noi, perché comunque arriviamo territorialmente dappertutto nella
della città, però è anche una grande debolezza, almeno dal punto di vista dei servizi educativi, cioè noi non abbiamo le rassicuranti quattro mura del museo che ci servono e ci aiutano, ci avrebbero aiutato e ci aiuterebbero a creare anche una fidelizzazione, una continuità, ad avere una comunità specifica di riferimento. Quindi per questo motivo il servizio educativo si è mosso su vari campi, in campi d'azione, naturalmente quelli più classici che possono essere le attività laboratoriali con le scuole, con le famiglie, anche delle visite ludico-didattiche, numerose attività legate all'accessibilità e in modo particolare, ed è questo di cui volevo parlare brevemente oggi, dei prodotti digitali. Allora ho sentito più volte citare il problema del Covid che oggi, della nostra pandemia. In effetti questa idea ci è nata anche a noi nel momento del Covid. Non avevamo possibilità di avere rapporti diretti con il nostro pubblico, con il pubblico di nessun genere, né bambini né adulti. Abbiamo cominciato a ragionare sull'idea di un podcast e di un prodotto digitale. Quindi siamo partiti inizialmente con quello che sapevamo meglio, cioè quindi facendo una serie di ritratti di archeologi, che insomma la nostra preparazione era quella, e poi piano piano abbiamo invece iniziato a ampliare questa offerta, quindi parlando anche del Museo di Michelangelo, che appunto è un'opera d'arte importantissima che noi abbiamo nella Basilica di San Pietro in Vincoli, e mano a mano facendo una serie di altri podcast. Su questo però vi lascio la parola alla collega Catalucci, Valentina Catalucci, perché è proprio lei l'anima di questo progetto di podcast. Buonasera a tutti. Sì, diciamo che la mia esperienza pregressa, prima di arrivare in sovrintendenza ho fatto 10 anni di radio e quindi ho portato questo know-how all'interno del servizio educativo. Tra i vari podcast di cui parlava appunto la collega Barbara Rossi, questo è stato il primo progetto un po' più ambizioso, sotto un'altra luce. Ci siamo chieste come viene percepita la sovrintendenza di Roma dai cittadini romani che tutti i giorni si muovono nella città, che già è caotica come ben sapete. Oggi c'era traffico perché la sovrintendenza ha bloccato di nuovo la strada, hanno trovato l'ennesima tomba, l'ennesimo reperto archeologico, perché poi i romani sono così disincantati, cinici, non si impressionano più di tanto. E allora abbiamo deciso di raccontare il lavoro e le professionalità della sovrintendenza sotto un'altra luce, da un altro punto di vista. Siamo entrati nel lavoro dei nostri colleghi, restauratori, storici dell'arte, architetti, archeologi, che lavorano quotidianamente sul tessuto urbano della città, rendendola più bella. Abbiamo scelto degli esempi diciamo così significativi, uno dei quali è il mausoleo di Sant'Elena, che si trova nella periferia est della città, e attraverso il suo restauro e la sua riapertura ha portato l'arte e la cultura in una zona periferica di Tor Pignattara, perché di solito poi la sovrintendenza si lega al centro storico, ma non è così, siamo ovunque. E poi abbiamo parlato per esempio del lavoro che è stato fatto sulla stazione della metro di San Giovanni, una metro che vedete, state leggendo ancora sui giornali, è ancora in fase di riapertura con le varie stazioni della metro C, quindi il cittadino di fretta va a prendere la metro e intorno si trova un museo, una musealizzazione di una stazione della metro. Poi abbiamo fatto insieme ai colleghi del Parco Archeologico di Ostia Antica, ne ha già parlato Dario Daffara, questa avventura sul Giubileo, sempre legandoci ai lavori del Giubileo a Roma, di cui insomma siamo stati protagonisti e lo siamo ancora, quindi un podcast a più mani, 2 istituzioni del Ministero della Cultura che collaborano per la divulgazione. E poi ci siamo accorti che questi podcast, che sono uno strumento divulgativo importantissimo, nato durante il lockdown, quando c'era l'hashtag "la cultura non si ferma", quindi dovevamo arrivare a casa delle persone, ma l'abbiamo inteso più legato alla valorizzazione dei luoghi. Come diceva Barbara, ne abbiamo tantissimi, dai più importanti appunto Terme di Caracalla, Villa di Livia, ma anche dei posti minori che spesso non vengono valorizzati abbastanza. E quindi abbiamo pensato, trasformiamo i podcast in audioracconti, un mix tra il racconto del podcast e le vecchie audioguide di cui abbiamo ricordo, insomma quelle audioguide un po' asettiche che trovavamo nelle chiese, nei musei, e abbiamo deciso di raccontare dei luoghi e di far fruire questi audio anche sul luogo attraverso dei QR code che possono essere inquadrati con lo smartphone, e quindi
c'è un racconto anche di aneddoti di dietro le quinte di vari siti archeologici e anche siti artistici, quindi siccome la soprintendenza lavora nelle chiese, nel patrimonio artistico delle chiese di Roma, ma lì non abbiamo custodio personale, no, che può fare le guide, abbiamo insieme appunto di concerto con i responsabili delle strutture in cui operiamo messo i QR code anche all'ingresso di alcune chiese, come ultimamente nella Cappella Bessarione, che è una cappella che è stata appena restaurata all'interno della Basilica dei Santi Apostoli, di cui abbiamo realizzato anche la versione in inglese. Poi siamo andati in altri luoghi come la Polledrara di Cecanibio, che è un sito preistorico, o il sito archeologico dell'Arco di Malborghetto. Tra i vari contenuti multimediali noi abbiamo già realizzato lo scorso anno un progetto con Explora che si chiama Missione Testaccio, un progetto insomma di vari contenuti multimediali, tra cui dei video podcast, e questo mi permette di presentare la collega Angelina De Laurenzi per il nuovo progetto realizzato quest'anno con Explora, che invece si concentra nell'area di Malborghetto, nella zona nord della città. Vi vorrei parlare di Malborghetto. Abbiamo fatto questo progetto con Esplora a Malborghetto perché Malborghetto è un vero e proprio bias percettivo culturale, nel senso che, come potete vedere, Malborghetto è quel casale là, un casale sperduto nella campagna romana, ma che in realtà è un punto fondamentale della storia del cristianesimo e della cristianizzazione dell'impero romano. Infatti, come potete vedere, in realtà il casale è ciò che rimane di un arco trionfale fatto da Costantino, probabilmente per ricordare la battaglia di Ponte Milvio. Questo posto, che è un posto sperduto nella campagna romana, è stato oggetto di un evento molto importante, nel senso che in questo posto probabilmente Costantino mise il suo accampamento nel giorno precedente alla battaglia di Ponte Milvio, cioè il 27 ottobre del 312. Questa battaglia è stata vista dalla storiografia, sin dall'inizio dalla storiografia, come un momento cruciale della cristianizzazione. Dopo questa vittoria di Costantino inizia quel processo di cristianizzazione dell'impero, non solo di liberalizzazione dell'impero, ma di cristianizzazione dell'impero, e per arrivare poi con Teodosio al cristianesimo come religione di Stato. Quello che però è importante per noi e quello che abbiamo voluto fare con Esplora è riuscire a far capire questa storia, questa narrazione, perché come potete vedere questo era l'aspetto che doveva avere l'arco all'epoca di Costantino, quello è l'aspetto che ha adesso l'arco, un arco che per la gente che non è dentro della storia non è assolutamente visibile. Così con la sovrintendenza abbiamo deciso di investire su due percorsi, uno per gli adulti e uno per i ragazzi. Uno che è stato fatto con Esplora ed è quello che vedremo dopo. Questa in realtà è la mostra fatta all'interno dell'arco per proprio celebrare la battaglia di Ponte Milvio, la cristianizzazione del territorio e i vari giubilei le cui testimonianze sono state trovate in questo territorio, perché Malborghetto diventa a un certo punto una stazione di posta dove si fermano molti pellegrini. Come potete vedere, uno degli elementi che abbiamo messo in mostra molto importante è la conchiglia di Saint-Jacques, una delle più antiche ritrovate del 1560 circa, che proprio testimonia un pellegrino che era stato già a Santiago di Compostela e poi andava a Roma. Dopodiché l'altro percorso era un percorso didattico, un percorso fatto con Esplora, dove gli elementi dell'arco, a partire dalla battaglia di Ponte Milvio, quindi la battaglia di Ponte Milvio e il sogno che Costantino ebbe prima della battaglia di Ponte Milvio, cioè segna gli scudi con una croce, che avrebbe avuto proprio qui a Malborghetto, e per questo Costantino in questo posto farà l'arco trionfale, in un posto che nessuno si aspetterebbe per un arco trionfale, a 19 km dalla città. E quindi gli elementi che con Esplora abbiamo voluto portare aiutare i ragazzi a conoscere sono stati l'arco, la strada che è la via Flaminia su cui si trova l'arco e il pellegrino, perché il casale diventa l'oggetto del pellegrino. Ma la cosa importante sono i momenti soprattutto di didattica
e di formazione, perché quello che è importante non è superare solo in accessibilità le barriere fisiche, ma anche proprio le barriere culturali. Cioè Palmborghetta è proprio il classico esempio: se non c'è un modo di narrare la storia in cui si mettono in evidenza gli elementi presenti nel luogo, non è possibile capire che cosa ha di importante quel luogo. Per quanto noi ci possiamo impegnare, dobbiamo partire dalla formazione. Come potete vedere è stata fatta sin dall'inizio una formazione del personale, una caccia al tesoro, adesso è un mosaico tessellato, e poi una serie di vedete, elementi, il tessellato che ricorda la battaglia di Ponte Milvio, ricorda il sogno della croce, ricorda tante cose che diventano spunti per una narrazione che varia a seconda del pubblico che abbiamo, se sono bambini, se sono persone, anche dal livello culturale, eccetera. Quindi non accessibilità come superamento esclusivamente di barriere fisiche, ma anche come nuovo modo di narrare. Andiamo avanti. Appunto l'arco che viene rappresentato con la costruzione dell'arco, chi vuole, non soltanto i bambini, spesso sono anche gli adulti. Il pellegrino, quindi il pellegrino viene vestito, i vestiti hanno i simboli come la conchiglia di Santiago, la conchiglia di Saint-Jacques, e alla fine i ragazzi si possono portare via o l'elmo o la conchiglia. Questo, ecco, per farvi vedere il luogo, la Flaminia sotto l'arco. Direi che sono riuscita a stare nei tempi. Ringraziamo anche la traduttrice, perché le 3 colleghe sono state bravissime, hanno corso un po' perché gli avevamo fatto un po' di pressione, ma alla fine siamo perfetti, puntuali, e prenditelo tutto. Allora adesso chiedo a Anna Soffici di venire qui. La collega Anna Soffici delle Gallerie degli Uffizi, che ci presenterà il progetto Attraversare emozioni per generare emozioni, musica e performance nei musei delle Gallerie degli Uffizi. Grazie. Ecco te. Grazie. A lei. Prego. È con me. Buonasera a tutti e grazie agli organizzatori per questo invito. Inizio come si farebbe con una ricetta, con gli ingredienti che sono stati necessari per realizzare il progetto che vi presentiamo. Innanzitutto il nostro Dipartimento Educazione, Scuole e Giovani, che come sezione didattica compie 55 anni di attività quest'anno. L'altro ingrediente, ve l'ho portato direttamente da Firenze, è la maestra Martina Cardelli della scuola primaria Diaz, Istituto Comprensivo di Coverciano, i suoi piccoli allievi, professionalissimi, che non sono con noi ma sono presenti nella nostra mente, un maestro musicista, Angelo Marrone, che tutte le volte trova le parole giuste per accompagnare, anzi le note giuste per accompagnare i pensieri e le parole. La dirigente scolastica, la professoressa Carmelinda Augelli, che ha sostenuto la collaborazione fra il nostro museo e la scuola. E la lascio volutamente da ultima, un'opera d'arte universalmente nota, che forse qualcuno di voi ha riconosciuto da questa slide, La primavera di Sandro Botticelli, sulla quale è stato detto ormai di tutto. Però se guardata anche con gli occhi del cuore non finisce di stupire, ha tante cose da raccontare. Ecco, è mixando questi ingredienti che siamo arrivati a costruire insieme 2 performance cantate ai piedi della primavera di Botticelli.
Solo l'amore resta nel 2019 e Tutto è vita, più recente, maggio 2025. Entrambe rientravano nelle iniziative di commemorazione della strage dei Georgofili 1993, nella quale persero la vita 5 persone, tra cui 2 bambine. E quindi è quello il punto di partenza. Siamo d'accordo che è fondamentale tenere viva la memoria anche di un evento così tragico, sia per rispetto delle vittime, non solo dei quadri del museo che sono andati danneggiati e distrutti. Però è anche un impegno civile. Però poi all'atto pratico, quando si va a lavorare con i bambini su temi così delicati, è sempre difficile cercare di non cadere nella banalità e di non rattristare gli animi più sensibili. Lavorare con i bambini su un evento che ha tolto la vita a altri bambini richiede d'assumere una postura che molto delicatamente e senza ipocrisia non nasconde il male, però preferisce sviluppare una riflessione sulla potenza generativa del bene e del bello. È così che si sono mossi la maestra Martina e i suoi piccoli allievi. In Solo l'amore resta, di cui vedete già qui un'immagine, hanno ridato voce alla piccola Nadia Nencioni, che travolta dall'esplosione si ritrova improvvisamente in un giardino bellissimo, con un vestito tutto coperto di fiori, insieme alla bellezza, che gli spiega che sarà comunque l'amore a vincere su tutto il male. L'altra performance, invece, Tutto è vita, di cui alla fine di questa presentazione vedrete una parte, si riallaccia a questa esperienza, quindi il contesto è lo stesso, la celebrazione della memoria, e inizia con una parte dialogata, nella quale i bambini impersonano dei semini che vincono la paura di dover andare sottoterra perché hanno la certezza poi che potranno rinascere e difatti si ritroveranno all'interno del meraviglioso giardino della primavera. Quindi è questo quadro che tiene un po' le fila di tutto. E quindi il quadro, come vedete, verrà animato attraverso la voce e il corpo dei bambini, che poco per volta, tipo tableau vivant, ricreano tutti i personaggi raffigurati. E quindi il pubblico in sala che visitava il museo si è trovato improvvisamente spettatore di una piccola magia, di un quadro di cui è stato detto tutto, che prendeva improvvisamente vita. E quindi non sono state necessarie presentazioni, introduzioni, spiegazioni. Il potere evocativo della musica, che accompagnava le voci, le espressioni, i gesti dei bambini, è bastato per far arrivare a tutti questo messaggio universale di celebrazione della vita e della bellezza, indipendentemente dalla provenienza, indipendentemente dalle differenze di lingua. E quindi il nostro museo, che solitamente espone, presenta, spiega, si è fatto semplicemente palcoscenico per questi bambini. Questo museo, che viene percorso tutto l'anno, anche molto di fretta, a volte anche distrattamente, ha offerto al suo pubblico un'occasione per sostare e per ascoltare. Questo mi sembra molto bello. E si è fatta attraversare stavolta dai bambini, che ne hanno trasformato gli spazi da luoghi di contemplazione, d'osservazione, a luoghi in cui ci si può emozionare. E quindi un anniversario che per forza è triste, per noi ovviamente non può che essere così, si è trasformato in una celebrazione della vita e della bellezza, anche in momenti in cui le brutture purtroppo non sono mancate. E quindi noi siamo qui in fondo non tanto per dire come si fa quello che poi voi andrete a vedere, e neanche per presentare una buona pratica. Questo sarete voi a decidere se lo sia o meno.
Siamo qui più che altro per condividere l'emozione che abbiamo provato nel lavorare insieme per organizzare tutto questo e abbiamo avuto, diciamo, la conferma che delle piccole magie come queste sono possibili se si pensano prima col cuore, prima ancora di cristallizzarle o disegnarle all'interno di progetti. Ecco, quindi se ancora ce ne fosse bisogno, siamo qui per dire anche che i progetti più belli poi alla fine sono quelli che nascono quando si riesce a collaborare strettamente con gli insegnanti e con i bambini stessi. Ecco, e a trovare tutti il piacere di condividere un'emozione, prima ancora che un progetto. Se possiamo far vedere il video. Il giardino della primavera. Non c'è mattino, non c'è la sera. Esisteva solo il tempo eterno e per questo non regnava l'inverno. Un bel giorno Zefiro arrivò e da Clori il cuore rubò. La prese di nascosto alle spalle e volarono fino alle stelle. In una dea lei si trasformò e Flora da quel giorno si chiamò, con un vestito di fiori decorato che segna in un grande prato. La regina, il giardino e la bellezza che regala ogni tenerezza. Con uno sguardo Venere capirà, parla d'amore e pura libertà. Sono eleganti e zanzano insieme in una forma i tre volti del bene. Ricevo, accolgo e donerò le tre grazie, per sempre ammirerà. E Mercurio, il custode del giardino, ci protegge tutti da vicino. Con il suo bastone le nuvole allontanerà, la bellezza al sicuro resterà, perché l'alto vola l'amore e al cieco non si colpisce al cuore. Un vero incendio nelle anime vivanterà, la primavera per sempre regnerà. La primavera per sempre regnerà. La primavera per sempre regnerà. La primavera di sempre ci sarà.
Allora ringraziamo Anna Soffici e la maestra Martina Cardelli per questo bellissimo contributo anche molto emozionante che ci ha fatto insomma vedere una bella forma di collaborazione scuola e museo. E invece adesso è il turno di Ilaria Gentilini della Fondazione Palazzo Magnani con un intervento che si chiama Strumenti, metodi ed esperienze per vivere la mostra. Prego. Grazie. Allora, intanto buongiorno a tutte e a tutti e grazie mille anche agli organizzatori e alle organizzatrici per questa bellissima opportunità di scambio e condivisione di queste buone pratiche. Allora, noi oggi parlo a noi perché io in realtà rappresento un pezzettino dello staff della Fondazione. Nel Dipartimento Educativo e Progetti di Accessibilità siamo io e la collega Rosa Di Lecce e oggi abbiamo pensato di portarvi l'esperienza di alcuni strumenti che abbiamo realizzato all'interno di alcune delle mostre che facciamo. Partiamo non da una lezione di geografia, giusto per contestualizzare dov'è Reggio Emilia, che è questa cittadina che si trova più o meno al centro dell'Emilia Romagna, 170.000 abitanti più o meno, ma diciamo vi spiegherò un po' dopo perché per noi era importante partire con questa slide. Pensiamo che in generale quello che accade anche all'interno dei luoghi, dei musei, dei luoghi di cultura sia spesso legato anche a quello che è il tessuto urbano, cittadino e culturale dove nascono, quindi questo insomma dopo capiremo un pochino meglio. Noi siamo una fondazione che organizza mostre ed eventi culturali, siamo abbastanza recente perché nasciamo nel 97, ma siamo abbastanza diffusi in città, nel senso che non siamo solo Palazzo Magnani, che è una delle nostre sedi, ma gestiamo 3 luoghi. Uno appunto è questo qui, Palazzo Magnani, Palazzo d'Amosto e Chiostri di San Pietro. Sono tutti luoghi abbastanza storici, 400 e 500 all'incirca, e organizziamo mostre un po' di vario tipo, dal contemporaneo all'arte moderna, fotografia, eccetera. Partirei da qui perché con l'arrivo di quello che è il nostro attuale direttore Davide Zanichelli abbiamo abbracciato questa metafora, cioè di Palazzo Magnani come una piattaforma, cioè come un luogo della città che però è a disposizione della città. Un luogo da cui partono delle idee, dove atterrano progetti, atterrano idee, iniziative, un luogo a disposizione delle persone e della città. Dico questo perché noi non siamo un museo, non abbiamo una collezione permanente, ma ogni 3 mesi più o meno ospitiamo mostre diverse. E questo ci consente di portare in città delle opere d'arte originali che presumibilmente per tanti anni non torneranno più in città perché sono un'occasione legata a quel periodo e a quel momento di mostra. Quindi cerchiamo di costruire intorno a queste mostre tutto quello che si può per appunto renderle per tutti e per tutta la città. Quindi appunto un luogo in cui puoi venire anche per ricaricarti in un qualche modo le pile, per fare attività e soprattutto per utilizzare l'arte, le opere d'arte originali. Quindi partendo da qui ci siamo anche chiesti come poter essere accessibili, cioè come poter essere alla portata di tutti con quelli che sono le diverse competenze delle persone. Quindi sicuramente migliorare l'accoglienza, accogliere e aprire a tutte le diverse abilità, ma anche stare molto attenti a quelli che sono dei bisogni specifici delle persone che frequentano i luoghi di mostra, ripensando di conseguenza anche l'accesso alle opere d'arte, perché magari un accesso più tradizionale non è alla portata e adatto a tutti. Da qui nasce uno dei progetti forse più importanti che abbiamo in questo momento, che si chiama L'Arte mi appartiene. È un progetto che è nato nel 2017 e vedete che è Fondazione Palazzo Magnani e Farmacie Comunali Riunite. Farmacie Comunali Riunite, faccio una parentesi anche se io non sono di farmacia, quindi sarò molto asciutta, è una peculiarità, se vogliamo, di Reggio e credo di pochissime altre città in Italia. Sono farmacie comunali dove in questo caso diciamo, gli utili della vendita dei farmaci vengono reinvestiti nel sociale.
per cui c'è tutta una serie di attività e di servizi alla persona che vengono appunto gestiti da farmacie, tra cui centri diurni, socio-occupazionali, rivolti appunto a persone con fragilità di diverso tipo. Quindi nel 2017 abbiamo deciso di collaborare, di metterci insieme e capire come sociale e arte potessero in un qualche modo costruire qualcosa. E quindi è nato appunto l'Arte mi appartiene, che ha questa metodologia esperienziale di welfare culturale, dove l'arte è uno strumento socio-educativo sia di pensiero che di azione, rivolto appunto alle persone con disabilità, ma anche agli operatori dei servizi che lavorano con queste persone. L'idea è proprio quella di fornire degli strumenti che siano per tutti, per tutte, con quelle che poi sono anche le competenze che ognuno di noi ha, perché ovviamente sono sempre totalmente differenti. Questo progetto è nato nel 2017 e continua ad andare avanti. Siamo anche arrivati a produrre una pubblicazione che racconta un po' gli esiti di questi primi anni insieme, ma è da qui che poi siamo arrivati a sviluppare alcuni degli strumenti di mostra. In particolare quelli di cui vi parlo velocemente oggi sono due. Una è la CA, la comunicazione aumentativa alternativa, che abbiamo già sentito in diversi interventi durante la giornata, e l'altra invece è una guida di cui vi parlerò tra poco. Diciamo che... Ops, sono andata troppo avanti. Diciamo che la peculiarità in questo caso, per esempio della CA, ma anche di quello di cui vi parlerò dopo, è che non sono contenuti quelli che realizziamo nelle mappe, sono mappe di traduzione in CA per la mostra, per il pubblico che viene a visitare le mostre. Queste mappe non sono scritte da noi, ma sono scritte in collaborazione con una redazione di persone con diverse fragilità, che frequenta appunto i servizi socio-educativi di Reggio Emilia, per cui noi presentiamo loro le mostre, consegniamo tutto il kit stampa, il press kit che viene fornito anche ai giornalisti, e chiediamo loro di realizzare una traduzione, una semplificazione di queste mostre attraverso appunto la CA. In questo modo appunto non siamo direttamente noi a scrivere i contenuti, ma viene chiesta appunto la mediazione di questi contenuti alle persone di questa redazione, e realizziamo appunto delle mappe che poi vengono messe a disposizione del pubblico che liberamente viene a visitare la mostra. L'altro invece strumento è questo, si chiama Indomiti Sguardi. Questa è una sperimentazione un po' più recente, perché la prima mappa che abbiamo realizzato così è stata fatta in occasione del Festival Fotografia Europea della scorsa primavera, ed è fatta in collaborazione con un'associazione, si chiama il Giardino del Baobab APS. Loro sono appunto un'associazione che lavora con persone con disabilità abbastanza grave, persone con cui è molto complesso comunicare verbalmente, ma si appoggiano a questo linguaggio che si chiama comunicazione facilitata, che consente loro di esprimersi, di raccontare attraverso la scrittura. Anche in questo caso cosa facciamo? Li incontriamo prima dell'arrivo delle mostre, presentiamo le mostre in anteprima, forniamo tutti i contenuti necessari per lo studio del progetto espositivo e chiediamo loro di costruire queste sorte di didascalie, potremmo chiamarle, di piccoli contenuti, pensieri e riflessioni che aprono a delle letture altre rispetto alle opere d'arte che abbiamo in mostra. Quindi non è una descrizione curatoriale, non è una descrizione mediata da un educatore o chi si occupa degli strumenti di mostra, ma appunto è una mediazione realizzata da queste persone, solitamente in chiave abbastanza poetica. Vi abbiamo portato alcune mappe che, se poi volete prendere, sono a disposizione giù all'ingresso, e che quindi appunto ci consentono di vivere e fare esperienza della mostra anche attraverso queste visioni, ecco, questi sguardi. Quindi vi dicevo all'inizio, no, partivo con Reggio Emilia
proprio per questo, perché regge davvero forse anche per quella che è la sua storia, se vogliamo, ha un tessuto molto fertile alla collaborazione, alla co-costruzione e ha questa capacità di riuscire a fare rete tra servizi e realtà apparentemente molto distanti, che però poi riuscendo a mettere insieme un po' le diverse competenze, i diversi saperi, arriva anche alla realizzazione appunto di questo tipo di progetti. Quindi grazie per l'attenzione, buon proseguimento. Grazie a te. Allora andiamo con l'ultimo intervento, Francesco Castiglioni del Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana, il MEI, con un intervento dal titolo I giovani raccontano le migrazioni, ovvero come ho imparato a non preoccuparmi e ad ascoltare gli altri. Andiamo con me. Prego. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Sono Francesco, piacere. Come state? Sì, si va avanti. Tanto grazie a tutti per ascoltarmi e per avermi voluto qua. Questa nasce come presentazione, ma in realtà è il continuo di un percorso iniziato con la mia psicologa anni fa e che voi subirete le conseguenze, le cause di tutto questo, perché questo, come ho imparato a non preoccuparmi ad ascoltare gli altri, potevo anche riassumerlo con attitudini nessuna fondamentalmente, ma è un titolo che è già stato preso, usato da qualcun altro. Sì, è la storia di come io ho capito che fondamentalmente sono ancora, come diceva Guccini, un eterno studente, un po' perché la materia di studio sarebbe infinita, ma soprattutto, come dice lui, perché so di non sapere niente. Io sono di Genova, lavoro in 2 musei come educatore museale, il Galata Museo del Mare e il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana. Oggi parlo soltanto del Museo dell'Emigrazione Italiana, un po' perché parlare a Venezia di storia della navigazione genovese forse non era troppo indicato, poteva essere una scelta rischiosa, e un po' perché io sono molto affezionato al Museo dell'Emigrazione Italiana, è un underdog, io sono sempre stato molto vicino e legato alle storie degli underdog, di quelli a cui non daresti 2 lire. È un museo che è nato da poco, è nato 3 anni fa, nel 2022, è un museo interamente multimediale che parla e racconta attraverso video, interviste, contenuti multimediali, audio, storie, l'emigrazione italiana. Le persone che dall'Italia sono partite e negli ultimi 160 anni sono andate a vivere all'estero, in tutto il mondo, nei continenti, nei posti più disparati. È una tematica che non è eccessivamente pop, è una tematica un po' difficile da comunicare e non è facile arrivare al pubblico, almeno non sempre. È una sfida e le sfide sono divertenti. Qua potete vedere appunto qualche immagine di come è realizzato il museo, che si trova all'interno della Commenda di Pre, un edificio medievale del 1100, uno dei più antichi e meglio conservati di Genova, però dà l'idea anche di un luogo un po' complicato, un po' respingente, nonostante sia bellissima, abbia una storia di secoli alle sue spalle, e racconta queste storie, racconta le persone che dall'Italia sono partite e sono andate in giro per il mondo. Persone come questa è una foto iconica, molto famosa, che racconta la storia dell'emigrazione, e quelle che vedete accanto sono tutte le informazioni fondamentalmente che si sono riusciti a reperire negli anni su questa famiglia. Io vengo da un background letterario, ho studiato lettere e mi hanno insegnato quindi che più cose sai e più cose riesci a ripetere, migliore è la figura che viene fuori. Però nel corso del tempo mi sono reso conto che quando devi raccontare qualcosa di fronte a una classe, di fronte a delle persone, devi cercare di stringere, di andare all'osso, al punto focale delle cose. Allora, invece di ripetere tutte queste informazioni a pappagallo, come avrebbero voluto i miei amatissimi professori, ho cercato prima di stringere, di raccontare soltanto le cose più essenziali, centrali di questa storia, o ancora meglio, a un certo punto mi sono reso conto che il risultato migliora molto se invece di raccontare tu le cose alle persone che hai davanti, i ragazzi e le ragazze che vengono in visita al museo, gli chiedi di parlarne, gli chiedi a loro cosa ne pensano. Poi se volete potete anche provare a rispondere con questo QR code, potete, se vi va, di provare a darmi qualche risposta. Potete farlo solo in 50 perché per fare di più bisogna fare la versione premium, ma sono genovese e quindi si risparmia su queste cose. E quindi quotidianamente quando
viviamo e visitiamo il museo assieme alle classi che vengono da noi, io gli chiedo proprio di raccontare, di dirmi cosa vedono guardando questa fotografia. Magari do qualche informazione essenziale, però poi lascio che siano loro a esprimere quello che viene fuori. Adesso se compare qualche risposta ve la posso anche leggere. Adesso leggo timore, famiglia, abbraccio, campagna, speranza. E da queste suggestioni poi si può costruire. Timore vedo che è diventata grossa, quindi l'avete scelta in tanti, e il timore si vede tantissimo negli occhi di questa famiglia. Sono persone che sono appena arrivate in America, sono appena arrivate dall'altra parte del mondo dopo un viaggio durato settimane in mezzo all'oceano e chiaramente sono spaventati. Vedo che c'è anche speranza che compare, e la speranza io la vedo tantissimo negli occhi del ragazzo, dell'uomo di famiglia in questo momento, la speranza di ricominciare, di avere un futuro migliore, di poter fare qualcosa per sé, per la sua famiglia. Sono tutte parole bellissime, tutte parole che raccontano molto bene questa immagine. Se io devo però scegliere una parola mia che racconta questa fotografia, la mia è questa, è Amina. Amina non solo è il palindromo di anima, che per me che sono figlio dell'esoterismo mi ricorda delle belle cose, ma è anche il nome di una ragazza che è venuta in visita al museo qualche anno fa, una ragazza di origine marocchina ma che vive a Genova da anni, e io quando le ho fatto vedere questa fotografia lei mi ha detto è la storia della mia famiglia. Mio padre è arrivato a Genova da solo e lei con le sue sorelle, sua madre l'hanno raggiunta anni dopo. E io lì, un po' come il quadro di Novecento di Baricco, mi è caduto tutto. Ho detto aspetta, forse noi parliamo di migrazione italiana ma stiamo parlando di qualcos'altro, stiamo parlando di qualcosa che non riguarda soltanto quando eravamo noi a partire, ad andare all'estero. E allora ho iniziato a pensarci, a rifletterci su questa cosa, e mi sono reso conto che parlare di questa famiglia, della famiglia di Anna Sciacchitano, la donna che avete visto e commentato poco fa, non è troppo diverso dal parlare delle persone che da qualsiasi parte del mondo emigrano e vanno in giro per il mondo alla ricerca di speranza, alla ricerca di momenti di vita migliori, più sicuri. Quindi da lì mi si è aperto un po' la visuale, ho iniziato a smettere di avere questi paraocchi, questa idea del parlare solo di un determinato argomento, come era facile, come avevo imparato a fare, ma che forse si poteva provare a spaziare, provare a sperimentare cose nuove. Allora anche la storia e le storie che raccontiamo all'interno del museo abbiamo cercato di raccontare in modo un po' diverso, non soltanto frontale, non soltanto io che vengo da te ti dico tutto quello che so e tutti i momenti principali. Allora un'attività che abbiamo iniziato a proporre è quella proprio di una linea del tempo in cui inseriamo dei momenti che ci riguardano tutti, perché qua vedete ad esempio le due guerre, la prima e la seconda guerra mondiale, però si trovano anche dei momenti nostri, della storia che raccontiamo all'interno del museo, la storia dell'emigrazione, quindi vedete la partenza della famiglia di poco fa, il disastro di Marcinelle, l'esplosione della miniera in Belgio che ha segnato l'emigrazione del secondo dopoguerra, Pertini, il Presidente della Repubblica emigrante e partigiano che viene eletto Presidente della Repubblica, ma poi raccontiamo anche storie di Genova, raccontiamo ad esempio il momento in cui muore Fabrizio De André, uno degli artisti principali della nostra città, oppure il momento in cui il MEI, il nostro museo, è inaugurato. Quindi si crea questa linea del tempo composta dalla macro storia, la storia locale e la storia del luogo dove ci troviamo in quel momento. Ma la storia, come ci insegna Francesco De Gregori nella sua canzone, siamo noi. Allora per finire questa linea del tempo noi chiediamo ai ragazzi che vengono di inserire anche qualcosa di loro stessi all'interno di questa grande linea del tempo. Quello che vedete qua sono tutti dei momenti che i ragazzi venuti in visita hanno voluto condividere, hanno voluto inserire all'interno di questa linea del tempo collettiva. C'era anche un ragazzo che nel 2023 aveva scritto terzo scudetto del Napoli, però non l'ho messo per motivi, l'ho risparmiato. Però vedete che uniscono cose appunto più frivole come questa anche a momenti intensi della propria vita personale, come la nascita dei nonni o la perdita di un parente caro, oppure i familiari che ritornano, come abbiamo visto prima nella fotografia. E allora ci siamo resi conto che la storia diventa molto più bella, diventa molto più piena e ricca quando non è soltanto qualcosa di astratto, ma è qualcosa che ci riguarda, qualcosa che viviamo e che vediamo tutto intorno a noi nel nostro quotidiano. E io mi sono reso conto sbagliando tanto e spesso, che noi che cerchiamo di fare comunicazione risultiamo molto più efficaci se poniamo l'ascolto di quello che hanno da dire gli altri come primo obiettivo, quindi non per forza di cose voler far arrivare il nostro messaggio, ma prendere
come una spugna, raccogliere quello che nasce, quello che si crea durante queste attività. E sempre per citare De Gregori, la storia siamo noi, ma attenzione, nessuno si sente escluso, non devono sentirsi escluse le persone che abbiamo di fronte, ma non dobbiamo sentirci esclusi, esonerati neanche noi che lo facciamo. Quindi quello che abbiamo cercato di fare, che stiamo cercando di fare con le mie colleghe all'interno del museo, è diventare qualcosa che possa essere un po' di tutti e per tutti, quindi non porci limiti, anche se un tema come quello dell'emigrazione può a volte sembrare un po' respingente, un po' chiuso, cercare invece di provare a raccontarlo, provare a renderlo per tutte le persone che hanno voglia di dedicarci un po' del loro tempo e venire a visitare il nostro museo. Quindi qua potete vedere proprio dei momenti fatti con pubblici di età e di background completamente diverso, che è quello che proviamo a fare. Ce la facciamo? Non lo so, non è ancora detto, ci stiamo provando, forse un giorno arriveremo davvero ad essere un museo che riesce a parlare a tutti, l'obiettivo è quello, e sbagliando si impara, si migliora in qualche modo e speriamo anche di riuscire a crescere. E per fare questo appunto io ringrazio tantissimo le mie colleghe sia dei servizi educativi che dei servizi museali, senza i quali noi non riusciremo a lavorare fondamentalmente. Io sono qua da solo perché hanno mandato me come carne da macello, ma c'è un lavoro collettivo dietro di tante persone, è una bella squadra ed è un lavoro che se fatto assieme risulta molto più divertente anche per noi che lo facciamo. Quindi grazie a loro e grazie a voi e grazie a tutti per l'attenzione. Allora, grazie Francesco Castiglioni per questo intervento. Non ci sono domande, ma se mi viene in mente qualche domanda, c'è ancora a disposizione il QR code per i nostri 4 speaker. Bene, allora io ringrazio di nuovo tutti e 4 i relatori e diamo il via all'altra sessione. Buonasera a tutti, sono Chiara Miotto e faccio parte del team di Move Education e sono qui per presentarvi la 4ª e ultima sessione della nostra giornata insieme. Invito sul palco il nostro secondo ospite internazionale, Karolina Mosiaj-Zambrano del Sibir Memorial Museum di Białystok in Polonia, con l'intervento Dare voce al dolore, educare tra memoria e presente. Buongiorno a tutte e a tutti. Mi dispiace, dopo quest'ultimo intervento io devo parlare di cose un pochino più serie, mi dispiace tanto. Allora, sì, mi chiamo Karolina, vengo dal Sibir Memorial Museum in Białystok, Polonia. È un museo nuovo, è un museo che tratta temi traumatici come le deportazioni in Siberia, come le repressioni sovietiche, come la guerra. E lavoriamo con contenuti che riguardano la sofferenza, che riguardano il trauma e soprattutto riguardano la morte. E vorrei parlarvi brevemente delle sfide, delle difficoltà che noi educatori, educatrici, operatrici museali incontriamo quotidianamente nel nostro lavoro, nell'ambito educativo sia con i bambini che con gli adulti. Soprattutto e purtroppo perché il tema che trattiamo è attuale, sia dal punto di vista della memoria collettiva, delle esperienze personali, che da un contesto ovviamente, ahimè, geografico e politico in cui ci troviamo. Quindi immagino che voi, operatrici, operatori, educatrici e museali, avete a che fare con i bambini rifugiati, con i bambini che hanno, ragazzi anche che hanno esperienze migratorie,
Immaginate in più di lavorare con i sopravvissuti. Immaginate di lavorare con ragazzi e bambini che la guerra l'hanno vista l'anno scorso, che portano i segni della guerra, oppure con le persone che la guerra l'hanno fatta da sé. Vorrei prima di tutto presentarvi due fonti di dolore, quindi le difficoltà che incontriamo. Il nostro museo, come tutti i musei della memoria, sono luoghi che raccontano la sofferenza e nascono da una tensione profonda tra il dovere di ricordare, ma attenzione, la necessità di proteggere chi ascolta. Perché la memoria, la sofferenza, il dolore può essere traumatico e può retraumatizzare. Quindi da una parte abbiamo la memoria personale e collettiva, quindi le testimonianze dei sopravvissuti, le lettere, gli oggetti, le fotografie, ogni traccia è un frammento di vita che porta una carica emotiva. E trasmettere queste storie significa confrontarsi con il dolore di chi le ha vissute e con la responsabilità di non tradirne il senso. Dobbiamo ricordare che molti sopravvissuti e anche le loro famiglie, attenzione, considerano i luoghi della memoria e anche ovviamente il nostro museo come un luogo di appartenenza. Lo stesso vale per le famiglie. Quindi è necessario ricordarsi dell'impatto che abbiamo noi nell'ambiente circostante, nell'ambiente emotivo e psicologico. In secondo luogo, ovviamente il contesto geografico è un contesto politico. Ovviamente immagino che sappiate tutti qual è la situazione in Polonia, c'è molta tensione. Quindi la storia si intreccia con il presente. I visitatori non arrivano da fuori da un contesto storico, da fuori da un contesto geografico. Sono sopravvissuti, sono famiglie, sono rifugiati, sono persone con l'esperienza di migrazione anche molto difficile. Questo rende la mediazione culturale molto molto complessa e ogni nostra parola, e lo dico anche per esperienza, può risuonare in modo diverso, può riattivare ricordi, può evocare paure o traumi oppure ingiustizie ancora vive. Le difficoltà che incontriamo, tantissime in generale, vorrei citarne solo alcune. Quindi trasmettere la memoria in modo accessibile e non traumatico. Come ho detto poco prima, non si tratta di proteggere, di non dire la verità storica, ma di trovare delle modalità narrative e pedagogiche che permettono di comprendere senza sopraffare. Questo significa ovviamente scegliere linguaggi visivi, verbali, ma anche corporei che accompagnano l'esperienza senza trasformarla in un trauma secondario. In questa fotografia vedete un laboratorio organizzato per il Giorno della Donna, dove le nonne, anche sopravvissute dell'esperienza insomma in Siberia, con le nipoti o le pronipoti realizzano dei bouquet floreali. È un modo per parlare della storia, ovviamente per condividere esperienze, ma in un ambiente, in un contesto un pochino più controllato e sereno. In secondo luogo, ho sbagliato? Sì. Il rischio di retraumatizzazione. Questo riguarda non solo i visitatori, i ragazzi, i bambini, ma anche guide, educatrici ed educatori. Come dicevo prima, gli spazi della memoria possono riattivare ferite, ma possono anche crearne di nuove.
È necessario creare anche nell'ambito lavorativo condizioni di sicurezza emotiva e formare il personale alla gestione di queste dinamiche. Poi, consapevolezza linguistica e di contesto, questo non credo di dover spiegare molto. È molto importante avere empatia e anche insegnare l'empatia. È uno strumento veramente potente per poter lavorare in modo molto più sereno e anche di trasmettere ovviamente la storia che raccontiamo. Disinformazione e negazionismo, questo è un altro grandissimo problema del nostro museo, anche di musei simili al nostro. Noi educatori e educatrici diventiamo un po' i guardiani della verità, però dobbiamo imparare la sottile arte dell'ascolto e di capire quando una verità, tra virgolette, è individuale e non è necessariamente un sintomo di negazionismo. Faccio un esempio molto veloce e molto pratico. Una sopravvissuta condivide con noi durante la visita la sua esperienza e la sua verità. E quello che ha vissuto, quello che ha visto, non deve essere per forza una verità storica, ma non importa, è la sua verità e la dobbiamo rispettare, anche se i numeri non coincidono, per esempio. L'ultima, l'insensibilità come forma di difesa. Qui vorrei soprattutto parlare di noi, lavoratrici, lavoratori nell'ambito educativo e museale, delle guide. Parlare di temi traumatici può essere traumatico anche per noi. Rischiamo di sviluppare una corazza emotiva, rischiamo di capire profondamente la sofferenza altrui e rischiamo anche di esserne sopraffatti. Serve tempo, serve cura, serve supporto reciproco tra operatrici e operatori per preservare la capacità di sentire senza esserne travolti. E adesso l'ultima parte, le pratiche educative, gli esempi che vorrei mostrarvi. In primo luogo abbiamo un workshop, un laboratorio per gli adolescenti utilizzando il sistema del silent disco. Il silent disco, come sapete, sono appunto delle cuffie, il gruppo può ascoltare insieme ma utilizzando individualmente le cuffie. Di solito si utilizza appunto per le serate disco. Noi l'abbiamo utilizzato per mostrare e far sentire le testimonianze dei sopravvissuti. In questo modo l'esperienza è di gruppo, ma anche individuale. E i ragazzi hanno la possibilità di scegliere quanto ascoltare, per quanto tempo, con quale intensità, senza essere da soli in questa esperienza. In più è molto importante qua il silenzio collettivo, non c'è un educatore che parla, sono loro che gestiscono la parola, il suono e l'esperienza. In più, la divisione tematica dell'esposizione. Ovviamente noi abbiamo un limite d'età per quanto riguarda la visita nell'esposizione. Soprattutto ospitiamo ragazzi diciamo delle elementari, non di meno, i visitatori singoli entrano anche con i bambini più piccoli, ma questo ha diciamo, la responsabilità loro. Noi come educatori abbiamo creato delle visite, dei percorsi molto corti e abbiamo diviso i temi in diciamo date importanti, temi più importanti, perché ci siamo resi conto che accorciare la visita è quasi sempre un ottimo modo per quanto riguarda ovviamente un contesto tragico e drammatico, soprattutto per quanto riguarda le visite dei più piccoli. Quindi l'obiettivo non è raccontare tutto, ma raccontare poco e dare la possibilità ai bambini di assimilare quello che hanno visto. Terzo,
la nostra esposizione che riguarda le donne, mi è molto vicina questa esposizione. Abbiamo voluto dare voce ai personaggi femminili, alle sopravvissute, ma non solo, alle donne che hanno vissuto l'esperienza delle deportazioni, ma senza andare a raccontare, diciamo, tutta la storia in modo molto accademico. Ci siamo rese conto, perché l'esposizione è stata preparata solo da donne, che ci sono molti temi di cui non si parla quando si presenta l'esperienza femminile. Non si parla di violenza sessuale, non si parla di violenza psicologica, non si parla di mestruazioni o l'assenza, non si parla dell'igiene, non si parla della perdita di un bambino, non si parla di tutta una serie di cose che le donne hanno subito, che subiscono tuttora oggi, ma si parla solo di questi personaggi che hanno vissuto un determinato episodio storico. Abbiamo invitato una artista che ha realizzato queste, che vedete poco, mi dispiace, queste enormi tele, e lei ha disegnato queste donne ascoltando solo le testimonianze o leggendo le testimonianze che noi curatrici abbiamo scelto. In più abbiamo creato questa esposizione con le sopravvissute. Loro ci hanno raccontato le cose e abbiamo creato in più dei laboratori per ragazze, per le adolescenti, e non siamo scappati dai temi forti, ma eravamo sempre diciamo sotto la cura di psicologhe e psicotraumatologhe. E qui arrivo all'ultimo punto, ovvero le collaborazioni. Qui su questa foto vedete appunto l'incontro delle sopravvissute con la psicotraumatologa e con l'artista dell'esposizione. In generale, non solo per quanto riguarda questo esempio, le collaborazioni, anche quelle che possono sembrarci strane, nel nostro caso sono risultate diciamo delle ottime idee. Le psicotraumatologhe ci hanno aiutato durante l'esposizione, continuano ad aiutarci quando per esempio organizziamo nuovi laboratori e nuovi percorsi per i ragazzi. Aiutano a noi, lavoratrici e lavoratori di questi musei, di questo museo particolare, per poter lavorare meglio e per poter gestire tutto quello che succede, che subiamo durante il nostro lavoro. In più lavorare in equipe, darci tempo è una grande esperienza, è un grande bisogno. Dobbiamo proteggerci, dobbiamo fare attenzione a non retraumatizzarci, non traumatizzarci a vicenda, e possiamo farlo, ci sono dei professionisti che possono aiutarci, e queste collaborazioni nel nostro caso sono, diciamo, il modo migliore per poter sopravvivere a tutto questo dolore. Anzi, un nuovo progetto che stiamo mettendo in vita in questo momento sono i laboratori con i psicologi per i visitatori che hanno voglia di analizzare le conseguenze della storia della loro famiglia nella loro vita di oggi. Quindi praticamente ospitiamo psicologi che creano laboratori con i visitatori e ognuno ha lo spazio sicuro e sereno per poter analizzare la storia in un contesto presente. Spero di non aver sforato. Grazie mille. C'era il mio nome. Grazie Carolina per questo intervento emotivamente molto intenso. E adesso passiamo subito al collega del Museo di Geografia dell'Università di Padova, Giovanni Donadelli, con l'intervento La missione come strategia di engagement, il caso delle missioni geografiche del Museo di Geografia di Padova. Grazie Giovanni. Scusami, andrò veloce.
Bentrovate e bentrovati. Grazie, è davvero un piacere essere qui con voi oggi. È evidente che l'idea di workshop informale che ho io è molto diversa da quello che hanno da queste parti, però la cosa mi fa piacere lo stesso. La presentazione hanno chiesto di inviarla un mese fa, per cui ovviamente rimane informale, come è lo stile anche che io apprezzo, che sto cercando di portare in altri contesti. Primo tra tutti l'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, che a livello nazionale si occupa di fare formazione. Io lascio qualche minuto della mia presentazione per reagire un po' agli stimoli di oggi, che secondo me sono stati davvero molti e davvero interessanti. In primis voglio dire che qualcosa di quello che io dirò è già uscito. Si è parlato di missione, testaccio, si è parlato di sfida, la sfida è divertente, l'apprendimento deve essere attivo, coinvolto, e tutto questo rientra in quello che faccio io e che vi propongo oggi. Lo dico senza paura di mostrarvi qualcosa di non più originale. Lo dico invece con la consapevolezza che quello che facciamo è significativo per noi, Museo di Geografia, microscopica creatura nata all'interno del mastodontico Ateneo di Padova, quindi 800 anni di storia, unico e primo in Italia. Ma lo dico perché è significativa per me come persona. E è stato bello trovare molte contestualizzazioni, questo non è scontato, del vostro lavoro. Cioè, dov'è il museo è importante, e se non siamo in grado di entrare in relazione con i nostri pubblici e non pubblici, con le persone che vivono e abitano e calpestano il suolo davanti alla nostra soglia, forse stiamo perdendo un'occasione. E per questo ringrazio davvero l'invito a Catherine, è stato veramente pazzesco, perché ha parlato di ascolto, e noi oggi stiamo parlando tutti di tutte le cose belle che abbiamo fatto, ma pochi di noi, di voi, sono riuscite, di noi in primis in questo caso, a davvero essere in ascolto, e questa è una sfida enorme che insieme alla co-costruzione, co-partecipazione, co-curatela sono diciamo veramente un milestone in quello che dobbiamo andare a fare. E quindi abbiamo contestualizzato il dove siamo, ma ci siamo mai posti il problema di contestualizzare noi stessi? Cioè, noi facciamo la differenza. Chi di voi è qui oggi a formarsi fa la differenza nelle cose che farà domani, perché acquisisce sensibilità, conoscenze, modi di reagire alle situazioni. E quindi, ad esempio, la linea del tempo che ha mostrato Francesco poco fa aveva dei bigliettini incredibili, come il lavoro presentato anche nell'ultima presentazione, ma quelli emergono ed escono e li puoi mostrare con orgoglio se tu sei capace di farli uscire. E quella è l'arte davvero degli educatori museali, e non solo educatori in senso più ampio. E quindi io mi voglio posizionare all'inizio di questa presentazione, e adesso andrò a raffica, mi dispiace perché ho perso questi 2 minuti e mezzo. Qui mi vedete poco in una scuola in cui metto diciamo in valore il mio diploma di perito informatico, metto in gioco il mio essere scout, formatore a livello regionale fino all'anno scorso. Trovate il contesto classe, dove ho insegnato per 4 anni dopo la mia laurea in scienze della formazione primaria. Trovate l'incontro con la disciplina che oggi diciamo mi entusiasma, ed è la geografia, che proprio nella scuola invece soffre tremendamente, e di conseguenza nella società, per cui se poi volete toccarmi esistono geografe e geografi, ci siamo nascosti, ma ci siamo. E vedete in ultima un'esposizione, perché ho avuto il dono, il privilegio di essere dentro l'università quando abbiamo deciso di costruire il primo museo di geografia in Italia, di cui appunto sono fondatore, oltre ad essere oggi curatore. Per cui, ma c'è uno schermo qua, ma stupendo. Scusate. Bene. Museo di Geografia è una realtà piccolina, non avrò modo di raccontarvi tutte le belle cose che facciamo. Se vi va, seguiteci sui social e qualcosa potete vedere. Chiaramente avevo in mente come target il mondo della scuola, tutto il resto è rimasto fuori, scusatemi, e andrò velocissimo perché le scuole, come tutti voi, facciamo le visite guidate, mettiamo in gioco le conoscenze, diciamo di sfatare i miti, cerchiamo di rendere piacevole qualcosa che le statistiche ci dicono essere considerato super noioso, e soprattutto mettiamo in gioco le nostre conoscenze sul campo, in quei contesti dove i nostri ricercatori docenti nei 150 anni di storia della cattedra di geografia a Padova hanno studiato e hanno lavorato. Oggi siamo qua però perché siamo esperti di fare questa cosa qua, no? Di stimolare, di tirar fuori, attirare, sedurre
le ragazze, i ragazzi, bambine e bambini, adulte e adulti. E noi lo facciamo e questa cosa ci costa fatica, ma è un faro per noi sapere che a livello internazionale anche la geografia è considerata un sapere, una disciplina capace di ispirare. E quindi su questo noi stiamo davvero cercando di lavorare duramente. Ed è in questo senso che noi abbracciamo questo termine ormai super conosciuto, edutainment, che però in pochi sanno essere stato portato alla conoscenza del pubblico più ampio da un geografo che è era stato un documentarista della National Geographic e che ha portato questa intuizione del far divertire e apprendere attraverso il divertimento, di cui abbiamo infinite citazioni. Prima è uscito Dario Fo, anche lui diceva, no, per apprendere dobbiamo capire che bisogna divertirsi, aver passione e ridere, per cui per apprendere siamo sempre lì. Ed è in questo contesto che nascono le missioni geografiche. Questo è un progetto che nasce nel 2020 e di fatto ha un obiettivo molto semplice: mettere in gioco la geografia in contesti tendenzialmente improbabili o desueti, o dove noi non vediamo la geografia, ma la geografia è in qualche modo capace di inserirsi in tutti i contesti, perché è una disciplina, un sapere connettivo. E quindi l'obiettivo era proprio porre delle situazioni di sfida, di gioco all'interno di una struttura in qualche modo riconoscibile, che permettesse di attivare, responsabilizzare e far divertire in modo divergente. Non è tutta farina del nostro sacco. Voi sapete che se prendiamo da uno e copiamo è plagio, ma se copi da tanti si chiama ricerca, per cui in questo caso è ricerca e nasce in ambito anglosassone, lo spunto che mi è arrivato, da questo volume arancione che si chiama Mission Explore, creato da un collettivo di geografi che ha avuto questa intuizione. E le contaminazioni col mondo dell'arte sono tante, sono possibili, trovate anche i libri di Carey Smith, insomma le reference ce ne sono tanti. Tra l'altro questa immagine lascia fuori degli altri volumi aggiunti nell'ultimo tempo. Quindi è stata un'esperienza che è nata per caso, ma del caso ha fatto un metodo. E per cui CA, SO richiamano 4 criteri fondamentali che noi utilizziamo nel costruire le missioni, che devono essere concrete, quindi comprensibili, cioè ma cosa devo fare, qual è la missione, perché immaginate uno viene mandato in missione, se non ha chiaro cosa deve fare il gioco non sta in piedi. Devono essere accattivanti, per cui se tra poco iniziate a sentire qualcuno di voi che ride in sala è perché sarà andato sul sito che mostro, ha iniziato a leggerle e viene da ridere, perché sono costruite in modo tale da essere piacevoli, divertenti, accattivanti. Sono sfidanti perché parlano a noi, parlano ai ragazzi a cui le rivolgiamo, hanno un'attinenza con quel che stiamo facendo o vogliamo far fare, e quindi anche originali, nel senso che ogni missione cerca di offrire un'opportunità, un'occasione di contesto differente rispetto alle precedenti. Se foste interessati, ma non penso a una definizione strutturata, questa potrebbe essere la definizione strutturata. Se invece volete andare a capire di cosa sta parlando Giovanni, andate sul sito missionigeografiche.it, lo potete fare anche dopo, troverete più di 50 di queste attività che possono essere fatte a casa, fuori, al museo, in vari contesti. È un work in progress, attualmente un po' fermo, ma dopo l'energia che respireremo oggi sicuramente riprenderemo un po' in mano il discorso. Vi faccio velocissimo qualche esempio in carrellata rapida per arrivare a mostrarvi poi delle applicazioni poi concrete in contesti che potrebbero essere simili al vostro. Questa che vedete, signore e signori, è la prima dispensa geografica, per la felicità di mamma e papà, che si vedono le dispense svuotate e riorganizzate in base a longitudine o latitudine dello stabilimento di produzione. Voi direte: perché fai una cosa del genere? Perché questa cattiveria, se andate nella missione capirete di più. Ovviamente noi stiamo cercando di alfabetizzare dal punto di vista spaziale e consapevolizzare, questo l'ho provata 10 volte allo specchio, il target a cui ci stiamo riferendo. Lavoriamo molto sui contrasti, sulle provocazioni. Qua
qualcuno riconosce il video di Up and Up dei Coldplay, che gioca sul contrasto di scala, contrasto di soggetti, contrasto di funzioni, che nel mondo dell'arte è chiaramente molto espresso. Questa è la missione dedicata alla Pasqua, se volete cimentarvi, sperimentare a che distanza vivete dalla produzione dell'uovo che state mangiando. E tutto un tema di metamorfosi urbane, qua siamo a Venezia, nel riconoscere i contesti che sono vicini a noi e che hanno cambiato forma o funzione all'interno del tempo. Oggi stiamo usando un luogo con una funzione sicuramente diversa. Vado veloce per cercare di chiudere. Queste missioni hanno attecchito, sono piaciute molto, il sito ha centinaia di migliaia di visualizzazioni, le stiamo sperimentando in contesto, per cui sono nati, ad esempio, qui trovate tre versioni di missioni che sono fogli che si aprono e che ti offrono la mappa e le missioni da svolgere con il bugiardino per l'insegnante, sono tutte scaricabili gratuitamente online, per cui andate a sbirciarle più tardi, e queste sono offerte gratuitamente a tutte le classi che vengono al Museo di Geografia, che è talmente piccolo che possiamo ospitare una classe alla volta e quindi l'altra gli offriamo questa cosa a gratis. Questo è per il target dei primaria tendenzialmente. Abbiamo anche un'esperienza diversa, un'audioguida geografica, finalmente basta storia dell'arte, posso dirlo qua? No, non posso dirlo, però un punto di ascolto diverso, quindi cosa hanno i geografi e le geografe da dire nel contesto vicino a Padova, e tutta una serie di missioni che ormai stanno disturbando tutto il quartiere con le attività che proponiamo. Le missioni sono sbarcate anche in Svizzera, dove abbiamo realizzato un'operazione estremamente interessante. C'è un parco del Piano di Magadino, un contesto che se andate lì non trovate il parco perché è l'unica pianura del Ticino, per cui vi lascio immaginare cosa ci trovate sopra, dalla discarica, campi, ferrovie, semafori, di tutto. E abbiamo costruito un set di missioni, sono circa una settantina, ottantina, suddivise per la fase di momento in cui ti serviranno, quindi prima di andare al parco, quando arrivi al parco e dopo il parco, per concentrare l'attenzione sul fatto che ogni uscita al vostro museo, al vostro parco, deve prevedere un prima, prevede un durante e dovrebbe prevedere, per potenziarne l'efficacia, un dopo. Noi siamo campioni di durante, qualcuno di noi è bravetto sul prima o sul dopo, ma farlo tutti insieme è un lavoro molto difficile. Questo tentativo, messo in mano poi un grafico che ha prodotto un materiale spettacolare, è un tentativo che vi invito, anche questo completamente gratuito, scaricabile online, quindi potete andare a sbirciarlo. Le prossime missioni le facciamo insieme, per cui vi aspetto. Grazie. Invito ora l'ultimo intervento della giornata, la collega Silvia Fabbris dell'M9 Museo del Novecento di Mestre, con l'intervento Minecraft Education Edition come esca educativa. Grazie. Grazie Chiara, e buongiorno a tutte e a tutti. Ringrazio anche io, come tutti i colleghi, la perfetta organizzazione, il Move, l'Explora. E grazie anche per avermi lasciato in ultima posizione, perché ho una grande responsabilità a tener viva l'attenzione dopo questi interventi formativi e interessanti, per cui dovrò fare del mio meglio per, come dire, non farvi addormentare. Allora, prima di iniziare il focus del mio intervento, due parole veloci su che cos'è M9 per chi ancora non lo conoscesse. È un museo aperto nel 2018, per cui noi siamo veramente delle giovani creature, abbiamo appena iniziato a camminare e siamo un museo che racconta il Novecento con uno sguardo molto attento alla contemporaneità. Abbiamo due piani dedicati a raccontare il Novecento, tutto allestito attraverso tecnologie immersive, e poi abbiamo un terzo piano dedicato alle mostre temporanee più di taglio tradizionale. E il Dipartimento Edu di M9 è una sezione molto, diciamo, attiva e molto ampia del museo, perché noi lavoriamo per una fascia ampia di pubblico dai 3 anni fino all'età adulta, fino alla formazione permanente.
I temi che tratta M9 sono ampi, dalla storia all'educazione civica in senso ampio. Abbiamo un dipartimento per le discipline STEM, dove abbiamo delle expertise per lavorare con la robotica educativa, e poi abbiamo tutto il filone legato all'arte, legato chiaramente alle mostre in corso. L'intervento di oggi è molto specifico a uno dei prodotti che noi utilizziamo e che riteniamo sia effettivamente innovativo dal punto di vista delle avanguardie educative. Vi parlerò della piattaforma videoludica Minecraft. Chi ha figli in età in preadolescenza lo conosce molto bene, è un videogioco uno dei più venduti al mondo. Considerate di essere di fronte a un box di giocattoli Lego. Con Minecraft si costruiscono dei mondi virtuali. Nel 2016 Microsoft ha visto un potenziale educativo e da questa piattaforma, insieme a Mojang, che è la casa produttrice, ha sviluppato Minecraft Education Edition, che è una piattaforma, diciamo, esclusiva per le scuole e per le realtà culturali come i musei. Come mai noi portiamo questa, diciamo così, questa best practice, questo percorso? Perché negli anni abbiamo visto che è una piattaforma che ha del grande potenziale anche dal punto di vista inclusivo. È una piattaforma che trasforma l'apprendimento in esperienza proattiva, aiuta la collaborazione e attraverso questa simulazione i ragazzi diventano protagonisti. Si va a lavorare sullo sviluppo del pensiero creativo e computazionale e si affrontano problemi complessi in modo chiaramente ludico e condiviso. Nel 2018, quando noi abbiamo inaugurato M9, avevamo la necessità di farlo conoscere anche ai più piccoli, per cui ci sembrava che questa piattaforma potesse essere un'ottima esca educativa. La chiamo così perché un po' tutto il nostro museo è costruito su questa vocazione di utilizzare la tecnologia come strumento di engagement, come strumento educativo e non come obiettivo finale. Una delle grandi domande che mi vengono poste quando mi occupo di formazione docenti è proprio questa: il grande dibattito che c'è in corso negli ambienti educativi sul valore della tecnologia come strumento di indagine, come strumento di approfondimento, e uno dei nostri punti, diciamo delle nostre mission è quella di fare media education. La nostra responsabilità che abbiamo nei confronti del territorio, in particolare insomma di famiglie e di scuole, è quella di lavorare su un utilizzo consapevole della tecnologia in senso ampio. Avendo quindi questa necessità di far conoscere M9, abbiamo costruito in maniera fedele il nostro polo. Mattoncino per mattoncino è stato costruito M9 e tutto il distretto. Noi siamo proprio un polo, non siamo solo un museo, siamo un quartiere, diciamo un piccolo quartiere. L'abbiamo ricostruito fedelmente sia internamente che esternamente. Internamente abbiamo poi nei vari piani allestito delle prove dove i ragazzi virtualmente entrano negli spazi del museo per andarlo a conoscere. Questa prima sperimentazione ci ha forgiato e ci ha reso molto più consapevole delle potenzialità di questa piattaforma che noi stessi usiamo per una percentuale molto bassa, nel senso che avessimo il tempo e potessimo approfondire i nostri progetti con molte più ore, potremmo effettivamente utilizzarla al 100%. Nonostante questo riteniamo sia ancora una piattaforma molto interessante, perché la piattaforma ci consente di lavorare su tutti questi ambiti disciplinari, quindi da un punto di vista didattico è davvero interessante, dalla matematica alla scienza, alla geografia, alla storia, all'italiano, alla tecnologia e all'aspetto dell'educazione civica. In particolare noi l'abbiamo sfruttata molto per la parte di educazione civica, siamo riusciti
a mettere in piedi un contest internazionale dove abbiamo coinvolto scuole a partire dal secondo ciclo della primaria fino alla secondaria di secondo grado, dove abbiamo chiesto alle scuole di prendere possesso dei propri territori, di analizzare i bisogni e di fare delle proposte molto concrete legate alla propria realtà cittadina attraverso questa piattaforma. Quindi dal punto di vista dell'appartenenza ai propri territori diventa veramente straordinario questo mezzo, perché ci consente di fare un'analisi dei bisogni e poi i ragazzi da un punto di vista di progetto mettono in piedi delle soluzioni che riescono a realizzarle virtualmente con la piattaforma. Un altro aspetto interessante di questo mezzo è l'accessibilità, perché Minecraft supporta diversi stili di apprendimento e all'interno della piattaforma ci sono queste funzioni Immersive Reader che consentono di rendere accessibile la lettura per tutti i ragazzi che hanno appunto dei bisogni speciali. Si riesce a inserire delle funzioni personalizzate e questa è una delle funzioni straordinarie di questa piattaforma, e poi ci permette di far lavorare i ragazzi contemporaneamente all'interno del mondo. Durante il Covid una delle attività più straordinarie che ha portato grandi soddisfazioni a noi del Dipartimento, perché il museo era chiuso ma fortunatamente il M9 Edu poteva lavorare in esterna e anche da remoto, è stata proprio questa piattaforma che ci ha permesso di lavorare con delle scuole secondarie di secondo grado all'interno di questi temi di cui vi parlavo, e ad esempio dei feedback positivi che sono arrivati dai docenti è stato proprio questo, che in DAD questa piattaforma era l'unica in quel momento, era l'unico progetto che effettivamente coinvolgeva i ragazzi e teneva alto il morale, che permetteva loro di lavorare insieme, perché contemporaneamente noi agivamo con loro all'interno dello stesso mondo, quindi eravamo insieme ma lontani per via appunto dell'attività da remoto. Uno degli aspetti secondo noi più rivoluzionari di questa piattaforma è il ribaltamento dei ruoli che avviene all'interno del gruppo. Questa da un punto di vista educativo è un aspetto fondamentale. Quando si parla di flipped classroom si parla proprio di questo. Quando noi lavoriamo con i docenti e presentiamo questo strumento, loro rimangono particolarmente spaventati perché noi non abbiamo queste abilità informatiche. Minecraft ci dà milioni di materiali da poter usare, ci dà delle soluzioni interessanti anche per illuminare i nostri edifici, possiamo fare il circuito elettrico, possiamo far aprire porte, cioè ci sono delle funzioni che noi non siamo in grado di gestire, ma perché noi siamo dei boomer, siamo dei preistorici, parlo per me naturalmente. Ma questo non ci deve frenare, e l'aspetto interessante della piattaforma è che avviene proprio un ribaltamento dei ruoli. I docenti o come noi mediatori culturali diventano dei scaffolding, cioè diventano coloro che costruiscono l'impalcatura della lezione, tiene fisso il timone a dritta, e non è necessario conoscere la piattaforma perché ci sono i ragazzi che lo fanno per noi. Noi dobbiamo dare gli obiettivi e dobbiamo far capire ai ragazzi come si progetta, ma tutta la performance virtuale avviene attraverso le loro capacità di gioco, perché lo conoscono e ci giocano tantissimo. Un altro aspetto interessante è il coinvolgimento dei ragazzi che nella lezione frontale fanno più fatica ad essere dei leader positivi, per 1000 ragioni. In una situazione come questa, anche i ragazzi che fanno più fatica, che nella lezione frontale faticano a essere coinvolti, diventano dei leader positivi, diventano dei trainatori, diventano dei tutor per coloro che magari sono meno esperti e conoscono meno la piattaforma. Questo ribaltamento genera un ambiente di apprendimento dinamico, democratico e inclusivo.
in virtù di questa esperienza, corro velocemente perché penso di essere in ritardo, abbiamo poi progettato Climate Hero, che è un videogioco in occasione dei 1600 anni della Serenissima, un videogioco ambientato a Venezia sui temi della sostenibilità. È un videogioco gratuito che si può scaricare dal sito di M9 e naturalmente per la natura del videogioco ha delle ambientazioni un pochino fantastiche, nel senso che a Venezia non ci sono le macchine, ma uno dei compiti del giocatore è quello di multare le macchine che inquinano, che vanno a velocità troppo elevate. Il gioco consente ai giocatori di acquistare alcuni punti se riescono a curare degli orti di quartiere, se riescono a fare il riciclaggio in piazza San Marco, se utilizzano la gondola sharing per il trasporto. Ci sono tutta una serie di sfide legate chiaramente ai punti dell'Agenda 2030. È un videogioco che ha dato un sacco di soddisfazione naturalmente e che da questo punto di vista ci dimostra come il gaming ha effettivamente una capacità di trasmettere anche contenuti etici e un pochino più complessi, che sono interessanti da un punto di vista educativo. Vediamo se riusciamo a vedere velocemente anche il video per darvi un assaggio di quello che vi ho raccontato fino ad ora. Grazie per l'attenzione e buona continuazione. Grazie Silvia e grazie a tutti gli speaker di questa quarta sessione. Ora chiedo ad Alessandra se ci sono delle domande per loro. Sì, andremo in ordine di intervento. Allora, per il Sibir Memorial Museum, la domanda è se durante le attività ci sono stati momenti di fragilità o criticità difficili da gestire. Sì, e tanti. Non so bene, cioè, magari qualche esempio posso dare. Per quanto riguarda i più piccoli, le difficoltà si mostrano soprattutto quando si parla per esempio della guerra, di qualcosa che possono comprendere perché lo vedono tutti i giorni, magari per quanto riguarda la televisione, per quanto riguarda anche magari i compagni di scuola oppure i stessi rifugiati. Quindi come educatrici ci ritroviamo nelle situazioni dove, scusate se faccio questo un po' esempio barbaro, ma i bambini ci dicono ma lo sa che la mia mamma è morta? Perfetto, e quindi noi ci dobbiamo gestire questo tipo di cose. Ovviamente poi tutte risposte anche molto fisiche, quindi il pianto, no? Tutte queste situazioni che molto emotive per quanto riguarda i più piccoli. Per quanto riguarda i bambini e i ragazzi con le disabilità, spesso possono essere anche sopraffatti
In questo caso noi nel museo abbiamo due soluzioni specifiche. Uno è una sorta di silent room, è una stanza dove possono sia i visitatori del museo sia appunto i ragazzi e ragazze che vengono ai laboratori di andare a rilassarsi e prendere tempo e quindi gestire anche un po' la sopraffazione delle emozioni e anche delle informazioni. Nelle sale educative abbiamo acquistato e completato, diciamo, delle box con vari giochi, elementi molto tattili, sono giochini che possono essere presi in mano, sono diverse cose che aiutano la manualità e che cercano di distrarre. Per quanto riguarda gli adulti, mi dispiace, lo so che è una domanda complessa, quindi, per quanto riguarda i sopravvissuti e le sopravvissute, sono tre, svengono, quindi sì, quindi il silent room anche per quello, perché le emozioni sono molto forti, soprattutto quando visitano il museo. Risposte emotive, quindi anche qui il pianto. Io non voglio parlare magari di attacchi di panico perché non sono assolutamente una persona che può dirlo, però delle risposte emotive forti. E il terzo è quello che ho detto per quanto riguarda un po' il negazionismo e la disinformazione, ovvero le persone quasi litigano con noi, educatori e educatrici, perché sostengono che noi non diciamo la verità. È quello che vi dicevo, che noi magari diciamo una verità storica ma è un po' diversa per quanto riguarda l'individuale, quindi questo andare in contrasto con lavoratrici e lavoratori del museo sono spesso molto difficili e complicate. Grazie. Grazie. E la seconda domanda è per il Museo di Geografia. Ed è: l'esperienza della missione svizzera è una coprogettazione? Se sì, qual è la rete di progetto? Grazie. Sì, se volete sperimentare l'accoglienza andate come un italiano in Svizzera a lavorare. Vi assicuro che siete benvenuti, soprattutto se vi mettono a co-costruire un percorso con l'associazione degli agricoltori, con l'associazione locale che deve gestire il traffico e tutti i drammi di questo contesto. In realtà per fortuna la guida era della SUPSI, che è la scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, in cui c'è Lorena Rocca, che è responsabile della ricerca, che è stata docente a Padova e che insomma è stata un po' la mia maestra, che ha quindi un po' portato questa intuizione in quel contesto. Non è stato un lavoro facilissimo perché tutte le missioni svizzere, come vedrete, sono corredate da dei materiali in scheda che l'insegnante può selezionare, e i materiali in scheda di fatto presentano il piano sotto 1000 aspetti, dalla dimensione geologica, geomorfologica, glaciologica, alla dimensione urbana, della gestione dei rifiuti, della storia, dell'archeologia, per cui fluviale, eccetera, 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 per cui è stato un lavoro corale molto impegnativo, per cui poi qualcuno ha visto le missioni e diceva ma questa cosa siamo sicuri che funzioni oppure no? No, non erano contentissimi. Alla fine è stata coprogettata con tutte le persone che hanno lavorato sui contenuti. Chi riceveva questo materiale, che era l'ente parco, informazione, per cui c'era un presidente ma non aveva nessun titolo o valore, per cui è una situazione un po' complicata, diciamo che è stata coprogettata con gli autori, e in questo senso è stato interessante. La cosa bella che avevo richiesto è stato andare e mettere in pratica le missioni con alcune scuole con cui abbiamo fatto dei test, prima insegnanti informazioni, poi con delle classi, per cui stiamo raccogliendo adesso i feedback e sono molto positivi. Chiaramente è un materiale mastodontico rispetto a quello che poi una classe riesce a fare, ma la bellezza di poter personalizzare e individualizzare l'insegnamento e l'apprendimento in base al tipo di classe che hai, il contesto da cui provieni, il tipo di interesse che hai nell'andare al parco, è un'operazione secondo me intelligente e anche molto interessante, che potrebbe avere altre applicazioni. Grazie. Grazie.
Non abbiamo altre domande, quindi la nostra giornata di workshop è finita, ma non è conclusa del tutto, perché adesso diamo spazio ai tavoli che saranno a disposizione di tutti voi dietro alle spalle delle sedie. Avete la possibilità di parlare con altri operatori museali che presenteranno appunto altrettanti progetti. Ci saranno 2 tavoli della nostra Fondazione Musei Civici di Venezia, in cui vi racconteremo altri progetti oltre a quello che Cristina ha presentato del carcere, ma dove avrete la possibilità di vedere anche l'elaborazione del libretto di Venezia Facilmente in CAA, e le nostre esperienze con i pubblici con demenza e con Alzheimer. Ci sarà il tavolo di Explora, che ci ha aiutato a organizzare questa bellissima giornata con il progetto Spacewalk, il sistema solare in città. Ci saranno Alice Albanese e Stefania Vecchio di Leggo Arte con l'esperienza Non spiegatemi l'arte, fatemela sentire. Nicoletta Favut della Fondazione Centro Culturale Valdese con il tema l'accessibilità comunicativa e visite multimodali. Valeria Pica per l'associazione ARP con il progetto Createc, un modello transmediale di educazione al patrimonio culturale. Francesca Fattinger di Tessere Tessere con il progetto Tessere, via di bellezza praticabile attraverso l'arte contemporanea. E infine Alessandra Savio dell'associazione Mamamma e Pinacoteca di Bari con il progetto Attraverso l'opera, esperienze educative al Museo tra Arte Digitale. Avrete anche la possibilità di visitare il primo piano di questo bellissimo museo, che oggi è aperto solo per noi, quindi non è visitabile integralmente, ma avete la possibilità di fare il giro nelle stanze qui accanto. Ma prima di andare vi chiedo ancora 2 minuti di pazienza per i ringraziamenti finali. Grazie Chiara. Vorrei chiamare Margherita Greco e Pietro Rigo e ringraziarli per il lavoro straordinario che avete fatto oggi nella traduzione LIS. Vi abbiamo detto questa mattina che l'evento è registrato, quindi sarà fruibile per tutti tra qualche settimana. E ringrazio anche il service, grazie Corsal per il lavoro che avete fatto, e infine grazie a tutte le colleghe e i colleghi che oggi hanno condiviso con noi le loro esperienze. Adesso inizia la fase di networking. Io spero che alla fine di questa giornata si siano stabiliti dei contatti e che ci possano essere in futuro delle nuove collaborazioni. Vi aspettiamo ai tavoli dimostrativi e alla visita al museo. Grazie.